Buongiorno a tutti, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio, prima Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, poi Stefano Bernobic, consigliere comunale della Lega. Se vorrete parlare con i nostri ospiti, fare le vostre segnalazioni, potrete farlo come sempre chiamandoci in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo anche i nostri collegamenti esterni, ma cominciamo come facciamo di solito con le previsioni del tempo, con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Vediamo la situazione generale sulla nostra regione e la situazione del tempo. Un modesto fronte passerà sulla regione senza effetti significativi entro la sera di ieri. In seguito l'anticiclone subtropicale rimonterà sull'Europa e farà fluire per qualche giorno correnti nord-occidentali che manterranno tempo stabile. Per oggi, martedì 23 gennaio, sono stringate ma efficaci le previsioni, cielo sereno, poco nuvoloso e zero termico a circa 1500-1700 metri. Questo ci dice l'Osmer ARPA. Per la giornata di domani, mercoledì 24, invece, cielo in genere poco nuvoloso variabile, su pianura e costa possibile maggiore nuvolosità dovuta a nubi basse nella seconda parte della giornata e possibili foschie in serata. Sulla zona montana, scusate, possibile maggiore nuvolosità dal pomeriggio, zero termico a 2500 metri circa con inversione termica. Ancora giovedì 25 gennaio, nella notte al mattino nuvolosità variabile nel pomeriggio in gran parte sereno. Questo è il quadro meteo per quanto riguarda le giornate di oggi e dei prossimi giorni, in avvicinamento naturalmente poi al fine settimana. Andiamo a vedere la prima pagina del Piccolo di Trieste, l'edizione di Trieste, autostrada del mare rotta verso l'Egitto. Questo è il titolo principale, ce ne siamo occupati anche noi e poi rivedremo anche il nostro servizio. Firmato l'accordo definitivo tra Roma e il Cairo sulla nuova linea merci. Ogni settimana collegamenti tra il porto di Trieste e quello di Damietta. Lo sviluppo della logistica, focus sul traffico di frutta fresca. La nuova autostrada del mare fra il porto di Trieste e l'Egitto ha ottenuto ieri l'ultimo disco verde. Il governo egiziano e l'ambasciata italiana hanno firmato al Cairo l'accordo che permette ai rimorchi con targa egiziana di circolare in Italia e quelli con targa italiana di fare altrettanto in Egitto. Il nuovo servizio di traghetti Ro-Ro collegherà ogni settimana lo scalo triestino a Damietta. Ok alla missione dell'Unione Europea nel Mar Rosso, l'Italia in prima linea per quanto riguarda lo scenario internazionale. L'Ocse al governo, tassare i patrimoni, l'organismo internazionale suggerisce anche di penalizzare le pensioni d'oro. Poi il commento, la rinuncia a sorpresa che lancia Trump. Poi ancora andiamo a vedere la cronaca cittadina, ripartito il tavolo per Varsila, confermato l'interesse di Ansaldo, è ripartito il tavolo per l'accordo di programma su Varsila. Poi ancora consultori, si fermi il trasloco. Oggi il corteo inizia in salita e non solo per la mobilitazione, il percorso delle riorganizzazione e delle sopravvissute sedi consultoriali della città. Andiamo a vedere anche la vicenda degli insulti razzisti a Udine al portiere del Milan, un denunciato, e c'è l'addio a Rombo di Tuono, come lui nessuno mai. Rombo di Tuono, sinistro di Dio che fosse, Gigi Riva veniva dal cielo bello della Lombardia, ha finito la sua corsa nel mare terzo della Sardegna. Vediamo qui la foto dei tempi d'oro, calcio in lutto per la morte di Gigi Riva. I protagonisti, Cottarelli sul PNRR, l'Italia ha fatto finora solo le cose più facili, dice. Poi ancora il monito di Giorgi su clima impazzito e pianeta sotto assedio. Ancora Confindustria, il nord-est senza una voce unitaria, il retroscena per quanto riguarda l'economia. Andiamo a vedere anche l'edizione di Gorizia Monfalcone per vedere qui le notizie appunto relative all'Isontino. Chiudono 2 ambulatori tra Monfalcone e Staranzano, ma arrivano 3 medici di base, 3 nuovi medici di medicina generale sono in arrivo nell'ambito territoriale di Monfalcone e Staranzano. E poi la spiaggia GIT recluta giovani a grado, 50 posti di lavoro per l'estate 2024. Insulti razzisti, anche qui al portiere del Milan c'è un denunciato. Per il resto la prima pagina ricalca quella appunto dell'edizione di Trieste. Andiamo ora a vedere le altre prime pagine dei quotidiani, poi andremo agli approfondimenti con i nostri servizi.
Si è chiusa, diciamo, la pagina del Corriere della Sera, la vedremo fra poco. Dunque la Repubblica, lo spacca Italia, oggi il Senato approva il DDL sull'autonomia differenziata, ma non c'è alcun rimedio ai divari nord-sud. Zaia, è una giornata storica, l'opposizione si prepara al referendum, si mette a rischio l'unità del paese. Meloni attacca Repubblica, da voi non prendo lezioni. Ancora addio Gigi Riva, rombo di tuono, e poi la guerra di Gaza, i tank israeliani assediano Khan Yunis, l'Unione Europea offre una missione militare di pace. Vediamo la Stampa, il PIL frena, l'Ocse avverte Meloni, privatizzazioni, la Premier annuncia cessioni per 20 miliardi, alle europee misurerò il consenso, dice. L'organizzazione internazionale, contro il debito vanno tassate di più le rendite, gli immobili e le pensioni d'oro. Ancora le famiglie degli ostaggi occupano la Knesset, in 3 mesi raddoppiati i casi di antisemitismo. E poi un rombo nel cielo, ancora l'addio a Gigi Riva. Vediamo il Libero, Meloni contro gli agnelli, lezioni di italianità, le bordate del Premier hanno dato la fiata ai francesi e lasciato che si trasferisse all'estero, hanno messo all'asta i nostri marchi e ora il loro giornale accusa me di vendere il paese. Ancora si riferisce appunto alla Repubblica e al titolo L'Italia in vendita. Poi ancora addio Gigi Riva, l'uomo che disse no ai soldi per fare grande il Cagliari. Il giornale, la Meloni smonta gli agnelli, anche qui questa lettura, Quarta Repubblica, Premier a ruota libera su PD, influencer e privatizzazioni, chi ha venduto la Fiat ai francesi non faccia lezioni. Ancora i 30 anni dalla discesa in campo di Berlusconi, una cassetta con 9 minuti di video e Berlusconi deriso, cambiò l'Italia. Avviato il procedimento, adesso Marina diventerà cavaliere come suo padre. E ancora rombo di tuono in cielo, Gigi Riva addio al mito. L'Ocse chiede più tasse ma scorda che già ci sono, ossessione patrimoniale. Il Fatto Quotidiano, USA cronisti più liberi e qui bavaglio doppio, delitto di cronaca, Nordio aggrava il segreto sulle ordinanze. Tutto segretato, il governo peggiora la schiforma, Costa, vietato riportare anche parzialmente le accuse, America in direzione opposta. E poi ancora la politica e la crisi Medio Oriente, Israele e parenti degli ostaggi nel Parlamento contro contro Netanyahu. Torniamo sul piccolo, poi vedremo anche la prima pagina del Corriere. Allora, con l'approfondimento sull'autostrada del mare e la rotta verso l'Egitto. Ne abbiamo parlato anche noi con questo corridoio particolare, preferenziale tra il porto di Trieste e quello di Damietta in Egitto. Una nuova vera e propria autostrada del mare che favorisce i collegamenti tra il porto egiziano e il nostro porto, proprio attraverso i traghetti Ro-Ro. Rivediamo insieme il nostro servizio. Ultimo via libera questa mattina alla corsia preferenziale marittima fra Italia ed Egitto. È stato firmato al Cairo un accordo tra ambasciatore d'Italia Michele Quaroni e ministro dei trasporti egiziano Kamel El Wazir per l'avvio di una linea marittima per il trasporto merci tra il porto di Trieste e lo scalo egiziano di Damietta. Lo annuncia la Farnesina, precisando che la linea renderà più veloci e rapidi gli scambi di merci via nave tra Italia e Egitto, creando un corridoio sicuro e veloce. Quello tra i governi dei due paesi era l'ultimo tassello mancante dopo il primo accordo siglato lo scorso 7 novembre al Cairo, seguito dall'intesa tra le dogane, che permette l'attivazione del nuovo servizio di traghetti Ro-Ro che collegherà settimanalmente lo scalo triestino a quello di Damietta, con una nuova linea operata dalla compagnia di FDS. Primario nell'operazione sarà il settore dell'ortofrutta. Domani è già stato fissato un incontro in porto a Trieste con i delegati egiziani. Con questo accordo, ha commentato il ministro degli affari esteri Antonio Tajani, puntiamo a consolidare il ruolo dell'Italia quale canale privilegiato di scambi nella regione euro-mediterranea e aumentare l'interscambio commerciale tra Italia ed Egitto, aggiungendo che l'intesa servirà anche ad aprire a nuove opportunità di investimento in Egitto per la filiera italiana in settori prioritari come quello agroalimentare e tessile. La prossima intesa internazionale potrebbe essere siglata con il Marocco, in particolare con il porto di Tangeri, già
protagonista di un preaccordo nel settembre scorso, dove potrebbe essere attivata un'altra linea analoga l'anno prossimo, sempre nel settore dei traghetti Ro-Ro. Allora, torniamo a leggere i giornali, torniamo sul piccolo e ancora la situazione proprio nel Mar Rosso, visto che quando si parla appunto di porti, sicuramente quella crisi ha deve avere molta attenzione naturalmente. Ok, alla missione dell'Unione Europea, possiamo vederlo sul giornale, Italia in prima linea, sarà difensiva, primo via libera all'operazione Aspides sostenuta da Italia, Francia e Germania per far fronte agli attacchi degli Houthi. In meno di un mese arriverà il via libera ufficiale, ma quello politico e sostanziale è stato acquisito. L'Unione Europea è pronta per la missione e l'operazione militare che porterà le navi europee a difendere i mercantili dagli attacchi degli Houthi. La luce verde è arrivata nel corso di un Consiglio Affari Esteri che ha certificato il ruolo di primo piano dell'Italia, ma anche di Francia e Germania nell'organizzazione della missione. Andiamo a vedere invece, sempre per quanto riguarda le notizie di casa nostra, la situazione Wärtsilä. Wärtsilä Ansaldo conferma l'interesse, sindacati servono dettagli sul progetto. Ripartito il tavolo per l'accordo di programma. Mimit verso una nuova interlocuzione con Fincantieri. La disponibilità della Regione a mettere in campo tutti gli strumenti utili, una quindicina di milioni scovati nelle pieghe di un vecchio accordo di programma, un'ulteriore interlocuzione a livello ministeriale con Fincantieri, ma innanzitutto la riconferma da tutti i soggetti presenti della volontà di lavorare concretamente per arrivare a definire l'accordo di programma nel tempo più breve possibile, avendo presente il termine del 30 giugno, riassume il direttore di Confindustria Alto Adriatico Massimiliano Ciarrocchi, riportando l'impegno dell'associazione a cooperare per una vera reindustrializzazione del sito, un argomento appunto di cui vi abbiamo parlato anche nel telegiornale di ieri. Ma andiamo a vedere la prima pagina del Corriere della Sera. Eccola qui. Allora, Israele, irruzione in Parlamento per gli ostaggi. Anche qui in primo piano, il piano di pace di Bruxelles, ora 2 stati. I parenti invadono la Knesset, l'impegno italiano nel Mar Rosso. Irruzione al Parlamento israeliano, la protesta organizzata dai familiari degli ostaggi di Gaza. Si muove anche l'Europa con la richiesta della creazione dei 2 stati, e sulla missione Mar Rosso il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Josep Borrell, è stato cauto sui tempi, ma il documento presentato da Italia, Francia e Germania è sul tavolo, nessuno si è opposto. Anche qui l'addio arriva, mito eterno del calcio italiano, le imprese a Cagliari e con la nazionale. Poi ancora l'Islam fondamentalista spiazzato dall'Arabia, Medio Oriente, tensione, nuovi equilibri, e la sentenza sul Jobs Act, la consulta legittimi i licenziamenti collettivi. In TV non accetto lezioni, candidarmi decido all'ultimo, Conti e UE, le scelte di Meloni, poi l'affondo sugli agnelli. Anche qui troviamo appunto questa lunga intervista, questo intervento in TV. Tutti contro Elli, la solitudine della leader PD, Schlein, il partito e i nodi. La solitudine di Elly Schlein dentro il PD è un fatto, le spaccature interne e il ritorno di Gentiloni da Bruxelles. Per noi ragazzi di quegli anni fu talento e passione, sono i commenti alla morte di Gigi Riva, qui di Beppe Severnini, poi Arianna Ravelli, il dolore di Rivera, forza e carattere, con lui stavo bene. Allora, torniamo a leggere ancora il piccolo, abbiamo visto appunto i traffici, la rotta sull'Egitto, ma andiamo rapidamente alle questioni proprio di Trieste, eccole qui. Allora, strada del bivio e park inagibili, allarme delle guide su Miramare. Pitacco, che vediamo fotografata qui a capo appunto delle guide turistiche, dove sosterranno i pullman, si chiede, aree fuori uso per le mareggiate novembrine, l'ipotesi Grignano, e qui vediamo alcune immagini dei luoghi di cui si sta parlando, parliamo appunto di Miramare, ma dove parcheggeranno i pullman che portano i turisti a Miramare? Francesca Pitacco, presidente dell'associazione Guide Friuli Venezia Giulia, si aggira preoccupata sul lungomare di Grignano, immaginando quando i torpedoni carichi di passeggeri avidi di rimembranze asburgi che cercheranno uno stallo dove sostare, dove dopo aver affrontato i tornanti che dalla costiera scendono in riva
Riva, Massimiliano e Carlotta. La questione è già stata posta, ma adesso diventa stringente. Il Comune riuscirà a mettere mano a metà estate al tratto danneggiato dalle mareggiate novembrine tra Bivio di Miramare e Bagno Sticco. Poi, oltre la sbarra, la competenza passa alla direzione del castello. A sua volta il parcheggio, dove una volta approdavano i pullman, è inagibile e necessita di un intervento manutentivo. Risultato finale: il castello non ha un posto dove ormeggiare i mezzi che convogliano migliaia di visitatori, fin tanto che la strada del bivio e l'area di sosta non saranno recuperati. In lizza il consigliere di Insieme Liberi e la collega di Adesso Trieste, Rossi o Kakovic, per il dopo Pasino alla guida della trasparenza. La Commissione Trasparenza cambia presidente. Il regolamento del Consiglio Comunale prevede che quest'organo di garanzia sia guidato dall'opposizione con una presidenza a rotazione. In questo mandato è toccato prima alla pentastellata Alessandra Ricchetti, poi al consigliere della lista Russo Punto Franco Alberto Pasino. Con il PD costretto a saltare un giro per questioni interne, la scelta resta fra il consigliere di Insieme Liberi Ugo Rossi e la civica di Adesso Trieste Giorgia Kakovic. Oggi alle 12 la riunione della quale uscirà il nome scelto. Il PD si è dovuto chiamare fuori questi possibili successori. In ballo c'era pure l'opzione di una proroga di Pasino, ma questa è una via praticabile soltanto quando non vi siano altri consiglieri disponibili a coprire il ruolo. Non era quindi una via percorribile, perché a dare la sua disponibilità a questo giro c'era senz'altro il consigliere Rossi. Trattandosi di un gruppo unicellulare, l'incendiario dell'Aula non poteva che proporre se stesso. L'altra forza che ancora manca un turno, Adesso Trieste, non poteva a quel punto restare con le mani in mano, e quindi la candidata scelta è stata la consigliera Giorgia Kakovic, che è ultimo acquisto e sostituta della consigliera Massolino dopo le regionali. Allora andiamo a vedere ancora, sempre il Consiglio Comunale, manca il numero legale, altra seduta d'aula saltata, era già successo a dicembre in Consiglio Comunale. 3 assenze nelle file della maggioranza per gli ultimi voti su ordini del giorno del bilancio. L'opposizione esce, sono liquefatti. La replica: strumentalizzazione. Il numero legale era mancato alla maggioranza già una volta durante il dibattito sul bilancio il mese scorso. Trattandosi dell'atto più importante della vita del Consiglio, non è cosa che accada spesso. Ieri sera però è accaduto di nuovo. In assenza di 3 consiglieri del centrodestra, l'opposizione è uscita dall'aula, portando quindi alla chiusura della seduta. La serata era iniziata normalmente con le domande d'attualità. Si è discusso della presentazione dell'ISEE da parte delle famiglie che ricevono l'assegno di sostegno, della riqualificazione di Casa Capon, del servizio scuolabus per le scuole Sauro e Spaccini, del nuovo asilo di Roiano, dell'Occhio di Massimiliano in Largo Santos, dell'Ovovia e del piano di protezione civile. È seguita poi la fase delle commemorazioni. Il sindaco di Piazza, non senza commozione, ha ricordato la figura del fotogiornalista Paolo Giovannini e del giornalista e ufficio stampa del comune Gianni Cernoia, 2 figure centrali nella comunità dei media cittadina recentemente scomparsi. I consiglieri La Terza, Repini e Ricchetti hanno invece ricordato il naturalista Livio Poldini. Sempre La Terza e la Dem Rosana Pucci hanno commemorato la docente musicista Maria Susovski. Il consigliere di Fratelli d'Italia Salvatore Porro ha ricordato la figura dell'ex presidente della Consulta Immigrati Hector Sommerkamp. Infine il Dem Barbo ha chiesto un minuto di silenzio per il professor Livio Lonzar. A quel punto doveva iniziare il dibattito sul bilancio. In attesa di discussione c'erano decine di ordini del giorno, ma a mancare però era il numero legale. Lesta a cogliere l'occasione, l'opposizione si è fiondata fuori dall'aula, così è stata sospesa la seduta appunto nuovamente del Consiglio Comunale. Si parla ancora della questione consultori e adesso rivedremo insieme il nostro servizio. Consultori, si rinvii il trasloco, il personale è pronto alla protesta, votato a maggioranza nell'assemblea sindacale di ieri lo stato d'agitazione
situazione sarà proclamato se Asugi non posticiperà l'iter di trasferimenti e accorpamento, la manovra contestata anche dagli operatori, quindi non soltanto dalle associazioni e dai comitati. E qui vediamo che oggi ci sarà il corteo itinerante contro il riassetto deciso dall'azienda sanitaria e la lotta comune delle donne che non si fermano davanti alle decisioni dell'azienda sanitaria e che anche oggi pomeriggio dalle 13:30 torneranno a presidiare tutti e 4 i consultori familiari di Trieste in difesa del nostro diritto alla cura faticosamente costruito proprio attraverso la partecipazione femminile. Questo succederà oggi appunto nelle 4 sedi, quindi questi gli appuntamenti. Ritrovo per le 13:30 davanti al consultorio di Roiano in via Stock 2, poi si andrà alle 14 verso via Sai a San Giovanni, quindi alle 14:45 ritrovo in via Valmaura 59, atto finale alle 15:30 davanti al consultorio di via San Marco 11, quello di San Giacomo, questo il presidio che le ragazze di Non Una di Meno avevano tenuto aperto oltre l'orario di chiusura nella notte tra il 24 e il 25 novembre scorsi. Ma rivediamo insieme il servizio che dà conto anche un po' di quella che è la decisione, l'atteggiamento del personale dei consultori. Vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Abbiamo chiesto ad Asugi di sospendere tale procedura di accorpamento e modifica dell'orario in attesa di un incontro urgente che deve essere fatto entro 5 giorni per discutere le problematiche e la nuova riorganizzazione. Se no sarà attivato lo stato d'agitazione con la conciliazione dal prefetto. Ecco quanto chiedono i sindacati dopo l'assemblea con il personale tenutasi nella sede Asugi di Via del Farneto. Monta sempre di più la protesta per la riorganizzazione del servizio e l'accorpamento dei consultori. Disposizioni considerate penalizzanti a fronte del personale disponibile e di molte altre questioni logistiche. Di fatto l'azienda sanitaria ha accelerato le tempistiche del trasferimento del personale dalle sedi di San Giacomo e San Giovanni a quelle di Valmaura e Roiano, anticipando tutto al 24 gennaio. Se Asugi non risponderà attivandosi nei tempi previsti per ridiscutere l'organizzazione dei consultori, sarà stato di agitazione. Intanto domani dei presidi spontanei di cittadini sorgeranno davanti alle 4 sedi in diversi momenti della giornata per continuare con la protesta. Durante questa assemblea è stato votato lo stato di agitazione, pertanto le persone sono disposte a scioperare se non avranno risposte per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, la distribuzione del lavoro, la carenza di personale che è presente già da tempo nei consultori. Si sgretola il modello organizzativo che ha avuto premi anche nazionali dall'UNICEF come modello di cura nei confronti dei bambini e dei minori, anche a livello internazionale come riconoscimento. Quindi il personale è molto amareggiato perché la qualità del servizio sarà sicuramente più scadente. Inoltre, sottolineano i sindacati, nel documento dell'azienda sanitaria è stato evidenziato solo da dove e per dove gli operatori, i medici, le ostetriche, gli assistenti sociali e gli operatori sociosanitari verranno trasferiti, ma non c'è nessun riferimento sull'organizzazione dell'attività dei 2 futuri consultori in risposta ai bisogni di mamme, papà e bambini che, fino ad oggi, avevano dei riferimenti certi presso le 4 sedi. Avevamo chiesto più volte di venire a conoscenza di quello che è intenzione dell'azienda creare per i nuovi consultori, ma ad oggi, a parte questa lettera del trasferimento del personale, non sappiamo ancora cosa faranno i vari consultori e dove si rivolgeranno le persone, dove si potranno rivolgere le persone e gli orari di apertura e con che attività verranno garantiti i servizi alla popolazione. Allora, continueremo sicuramente a parlare anche dei consultori, torneremo a parlare anche di un'altra segnalazione per quanto riguarda un servizio dell'infanzia a Valmaura, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Paolo Gurtner, buongiorno. Buongiorno a gli ascoltatori. Buongiorno, allora quali sono le segnalazioni di oggi e qual è la situazione? Allora, attualmente la situazione, visto l'orario ancora abbastanza presto, è tranquillissima. Per quanto riguarda la giornata odierna, nello scadenziario non ci sono particolari attività in città come cortei e dicendo e neanche cose statiche.
Per quanto riguarda invece i lavori, ho visto che disseminati ovunque in città riprendono i lavori da varie ditte. I lavori più grossi con divieti che dovevano iniziare già ieri sono in Viale Sanzio per il taglio degli alberi, quindi fra ieri, oggi, domani e dopodomani attenzione a chi abita in zona perché la ditta probabilmente inizierà i lavori di potatura. Per quanto riguarda le solite cose, sempre la chiusura della galleria Cattinara Seconda tra le 20:30 e le 6:30 e conseguente chiusura della rampa Castelliere sullo svincolo di Cattinara, quella che da Cattinara porta verso Brigata Casale e Carnaro e dall'uscita della galleria Carso porta comunque sempre in Carnaro. Altre cose non avrei da dire. Benissimo, allora grazie, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Altrettanto a tutti, saluti. Grazie, noi procediamo anche invece riportando di un incidente nella notte. Una persona è stata soccorsa nella notte dal personale sanitario del numero unico 112 per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Trieste lungo via Flavia. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine si sono scontrati una moto e uno scooter. La persona in sella allo scooter è rimasta ferita. Dopo la chiamata di aiuto appunto al numero 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto un'ambulanza proveniente da Trieste, hanno attivato anche le forze dell'ordine. L'equipaggio dell'ambulanza ha preso in carico la persona ferita che è stata trasportata all'ospedale di Cattinara in codice giallo. Questa è la notizia appunto che riguarda la città di Trieste. Allora torniamo a leggere per un po' i giornali, ancora sul Corriere della Sera. Missione nel Mar Rosso, c'è il via libera dell'Europa ma mancano i dettagli. Tajani, regole di ingaggio più forti, Meloni non serve passaggio in aula. Escalation e mine, i rischi dei raid degli Houthi, approccio difensivo e protezione delle navi, cos'è Aspides e chi parteciperà all'approfondimento appunto di questa novità del Corriere della Sera. Ancora sempre sul Corriere, attenti a Kim, ha deciso per la guerra, la previsione degli analisti americani, la Nord Corea potrebbe colpire per prima il Sud come fece nel 1950. Ancora boom di turisti, euforia, la nuova Arabia guarda a Cina e Africa. Bin Salman ha una visione disincantata di Stati Uniti e Occidente, un'analisi appunto della situazione in Arabia. Allora vediamo subito invece il piccolo, come vi dicevo, l'approfondimento sulla un'altra segnalazione che riguarda i servizi sanitari nella nostra città, servizi per l'infanzia spostati da Valmaura. Adesso Trieste attacca, dice disagi. Altra riorganizzazione, i servizi per l'infanzia fino ad oggi ospitati nella sede dell'ex distretto 3, poi Trieste 2, sono stati chiusi. A segnalarlo tramite il consigliere di Adesso Trieste Kevin Nicolini alcuni genitori dei piccoli utenti in carico alla struttura di Valmaura, ai quali nei giorni scorsi sarebbe stato notificato senza alcun preavviso né comunicazione ufficiale da parte della direzione di Asugi, essendo il trasloco già in atto, che per tutte le visite programmate, tra cui logopedia, fisioterapia, assistenza ai minori con disabilità, dovranno da adesso rivolgersi ad altre sedi cittadine. L'azienda sanitaria, contattata pur assicurando che i servizi non subiranno riduzioni, in effetti conferma che i servizi per l'infanzia di via Valmaura sono stati spostati in via Vespucci, ma alcuni utenti dell'ex distretto 3 sarebbero in realtà stati riassegnati a diversi edifici tra San Giacomo e San Giovanni, quindi non solo via Vespucci, afferma Nicolini. Di fatto i servizi fino ad oggi diffusi sul territorio verranno centralizzati in strutture uniche, dividendo le specialistiche in edifici diversi e lontani tra loro, e così numerose famiglie, denuncia il consigliere, saranno costrette a fare i salti mortali attraversando tutta la città, con particolari disagi per i genitori di minori con disabilità. Dopo la chiusura di 2 consultori, adesso è dunque il personale di via Valmaura, occupato nell'assistenza all'infanzia, a preparare gli scatoloni in favore di una centralizzazione che nulla ha a che fare con la risposta ai bisogni della popolazione, ma soltanto a una
una logica pseudo-aziendalista, commenta la consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Civica Giulia Massolino, annunciando di voler presentare un'interrogazione in merito. Qui vediamo l'evento all'Hangar Teatri di via Pecenco, una serata per Pino Roveredo, una serata di letture, musica e immagini ieri all'Hangar Teatri di via Pecenco su iniziativa di 2001 Agenzia Sociale in collaborazione con Daydreaming Project. È stato ricordato a un anno dalla sua scomparsa Pino Roveredo, il grande scrittore testimone delle storie degli ultimi. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria e riprendiamo subito dopo la nostra rassegna stampa. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora riprendiamo la nostra rassegna stampa del mattino, torniamo a leggere il piccolo e le notizie di Trieste, poi andremo anche a vedere un po' l'edizione di Gorizia Monfalcone. Allora in quella di Trieste c'è l'addio a Morgante, riapertura top secret via Boccardi, l'ex banca diventata supermercato e poi gastronomia, prossima un'altra trasformazione, 3 mesi di cantiere, il grande foro commerciale tra le vie Cadorna e Diaz ora è chiuso. Il turnover dei pubblici esercizi, Rive Borgo Teresiano via Giulia, locali in cerca di titolari o gestori. Dalle 8 dipendenti ai loro 14 figli si allarga la ditta famiglia Podgornik, titolare dell'omonimo studio che si occupa di sicurezza e ambiente, rilancia la filosofia che punta a conciliare tempi lavorativi e familiari. Nel mobilificio Florit un piccolo museo sui 126 anni di storia, venne fondato nel 1897 da un discendente di falegnami carnici, l'iniziativa dei pronipoti. Tuiac, licenziato dall'Alpt, respinto il ricorso bis, il Tribunale del Lavoro dà torto all'ex portuale ed ex consigliere comunale, aveva manifestato contro il Green Pass pur essendo in malattia, confermata la legittimità del provvedimento dell'Agenzia per il Lavoro portuale nel porto di Trieste. Quindi il Tribunale del Lavoro di Trieste ha respinto il nuovo ricorso presentato da Fabio Tuiac contro il licenziamento per giusta causa deciso nell'autunno 21 dall'Agenzia appunto per il Lavoro del Porto di Trieste, dopo che l'allora portuale, ex consigliere comunale ed ex pugile, aveva partecipato a delle manifestazioni contro il Green Pass pur essendo formalmente in malattia. Questo era accaduto. Ancora l'appello dell'ANPI, in via d'Azeglio restino le targhe commemorative, poi 2 poliziotti salgono sull'impalcatura e salvano una ragazza, tragedia evitata in via Gambini. Una giovane paziente del centro di salute mentale di via Gambini è stata tratta in salvo ieri grazie all'intervento di 2 poliziotti delle volanti. Era salito su un'impalcatura vicina alla struttura sanitaria, sporgendosi in avanti manifestava l'intenzione di compiere un gesto estremo. I 2, un assistente capo coordinatore di 58 anni e un agente di 25, si sono arrampicati sull'impalcatura e per almeno mezz'ora sono rimasti lì a una decina di metri dal suolo a parlare con la ragazza che nel frattempo ripeteva di aver deciso di togliersi la vita. I poliziotti sono riusciti a instaurare un dialogo con la giovane facendo calare la tensione. Hanno creato un clima di empatia e fiducia finché, approfittando in quel momento di relativa tranquillità, l'hanno raggiunta e allontanata dall'orlo dell'impalcatura. Insomma, una vicenda a lieto fine. Basta con il disinteresse, le istituzioni garantiscano il diritto all'accoglienza. La conferenza sulla rotta balcanica inserita nella settimana ecumenica. Le conferenze dei Game di ieri in scala dei giganti. Ancora nessuna coppia di futuri sposi si candida, a rischio le nozze carsiche numero 28, prorogato al 26 il termine entro cui presentare i curricula per l'edizione 2024 del tradizionale evento di Monrupino che abbiamo seguito anche noi nelle passate edizioni. Lanciata a Trieste la corsa a 50 posti di lavoro nell'estate 2024 a grado Regione e GIT insieme, 50 posti di lavoro in palio nel settore turistico stagionale per tutti i giovani del Friuli Venezia Giulia, oltre a essere una delle mete balneari
per eccellenza, Grado, anche dei triestini naturalmente, anche la città che accoglierà i nuovi collaboratori dell'impresa GIT, chiamati a coprire i profili più vasti in diversi ambiti. Noi abbiamo realizzato un servizio sulla presentazione di questo nuovo Recruiting Day dedicato proprio alla nuova stagione turistica di Grado. Possiamo rivedere insieme il nostro servizio. Allora, eccolo qui, rivediamolo insieme. Grado offre 50 nuovi posti di lavoro per la prossima stagione e si affida al Recruiting Day promosso dalla Regione. La Grado Impianti Turistici cerca bagnini, operatori di spiaggia, cassieri, baristi e camerieri, ma anche addetti agli uffici, all'animazione e all'area termale ed estetica. Gli interessati dovranno iscriversi entro domenica 18 febbraio, compilando il form sul sito della Regione e partecipare alla giornata informativa che si terrà martedì 20 febbraio nella sede GIT di Grado. Le persone che sono interessate ai 50 posti di lavoro che la GIT sta cercando per la prossima stagione estiva possono inviare la propria candidatura. La GIT in contemporanea alla giornata del recruiting attiverà dei bandi di selezione, quindi le persone che partecipano a questo evento e che sono interessate possono aderire ai bandi di selezione e poi la GIT sosterrà i colloqui per valutare le professionalità da acquisire. Uno strumento, quello del Recruiting Day, che l'anno scorso ha letteralmente salvato la stagione, ha precisato il presidente GIT Marin, considerata la difficoltà a trovare certe figure professionali. Prevalentemente la maggiore difficoltà la si trova sui settori della ristorazione e dei bar. Noi abbiamo 4 punti di ristoro completi all'interno della spiaggia e lì per la parte di cucina e di personale, chiamiamolo di sala, di camerieri, la difficoltà non si è risolta, è ancora esistente in questo momento e anche in questa stagione. C'è una grande mobilità da parte di questo personale. I dati delle passate edizioni, ha spiegato l'assessore Rosolin, dimostrano che i giovani hanno voglia di lavorare e di mettersi in gioco. I dati del turismo in Friuli Venezia Giulia dimostrano questo, che anche a fronte di contratti di tempi che variano dai 2 ai 4 mesi, quindi legati molto alla stagionalità, la fascia fino ai 34 anni copre il 69% dei posti che vengono messi a disposizione. Questo significa che davanti a garanzie rispetto al contratto e rispetto alla retribuzione i giovani rispondono e non si tirano indietro. Allora, torniamo a leggere il giornale, ci spostiamo a Muggia dove si parla ancora delle commissioni senza più delegati della minoranza, la minaccia dopo il caso Trasparenza. La minoranza e la maggioranza consigliere di Muggia sono sempre più ai ferri corti. L'ultimo episodio che ha riscaldato ulteriormente gli animi è stato il niet alla convocazione della commissione Trasparenza da parte del sindaco Paolo Polidori, che ha scatenato le proteste dei rappresentanti delle opposizioni facenti parte della commissione stessa, in primis del presidente dimissionario uscente, il civico Maurizio Fogar. Proteste sfociate nella conferenza stampa tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri sotto i portici del Palazzo Comunale in piazza Marconi. A proposito della sede scelta per l'incontro con la stampa e i cittadini, Fogar e i consiglieri presenti, membri peraltro della Trasparenza, cioè Sergio Filippi del Comitato Noghere, Loris Di Lena del gruppo misto, Riccardo Bensi del PD in sostituzione di Francesco Bussani, hanno voluto sottolineare come mentre il sindaco e la giunta organizzano conferenze stampa che definiscono private nella sala del Consiglio, si veda a tal proposito l'ultima sul raddoppio della galleria o a noi tocca farle nei bar o all'aperto, caso unico in provincia e forse nell'intero Friuli Venezia Giulia, dice Fogar. Questa è la notizia. Ancora dopo l'addio alla filiale Prosecco si risveglia anche senza bancomat, lo stop a una settimana dalla chiusura dell'agenzia, quindi dopo la chiusura dello sportello sancita appena una settimana fa, piomba ora sul paese pure la messa fuori servizio dell'unico bancomat. Questo si parla appunto della filiale della Monte dei Paschi di Siena di Prosecco. Ancora raid a Muggia, colpi di spray, writer
risarcisce il comune. Il responsabile, un ventenne del posto, ha pagato 2.000 euro fra danni patrimoniali ed immagine e spese processuali. Polidori, pugno duro. I procedimenti penali per imbrattamento a marzo, in aula un altro giovane. Rivediamo il servizio di Marco Stabile su questo fatto. Tempi duri per i writer, con processi e sanzioni non si scherza più. Lo sa bene il ventenne che aveva imbrattato diversi spazi a Muggia con scritte e disegni effettuati con pennarelli e bombolette spray. Il giovane è stato costretto a risarcire il comune di Muggia per circa 2.000 euro, cifra che comprende i danni patrimoniali e per la prima volta d'immagine, oltre alle spese per il procedimento stesso. Il ragazzo fu individuato a seguito di un'indagine della polizia locale. I fatti risalgono al 2022. Tra i beni imbrattati, panchine, tabelle, cartelli stradali, ma anche cassonetti delle immondizie e diverse strutture in generale, presenti soprattutto in aree pubbliche, superfici di diversi materiali che hanno reso necessari diversi interventi di ripristino. La procedura, deliberata in giunta a settembre, si è conclusa molto rapidamente con l'esito dell'udienza tenutasi al Tribunale Penale di Trieste il 4 dicembre 2023. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità e il pagamento è già avvenuto. Le scritte riportavano sempre la stessa sigla o tag, come da gergo graffittaro. Il ventenne aveva imbrattato anche spazi a Trieste, dove ha ricevuto una sanzione amministrativa. Nelle prossime settimane il comune di Muggia incaricherà una ditta per effettuare le ultime pulizie. È in corso anche un'altra procedura penale di più grave entità. In questo caso si tratta di un episodio dove l'autore è sempre un giovane muggesano con danni che risalgono al 2021, più consistenti perché hanno interessato edifici pubblici del centro storico, compreso il municipio e la chiesa del Santissimo Crocifisso, i giardini Cosina e anche il Museo d'Arte Moderna Carà. Si è costituita a parte civile anche la Curia e un istituto bancario con sede a Muggia. Allora, torniamo a leggere il piccolo, ma nell'edizione di Monfalcone Gorizia. Allora, vediamo che c'è una parziale buona notizia per quanto riguarda l'operaio che è uscito dalla rianimazione, vertice sull'infortunio RSU azienda. Ieri lo sciopero solo dell'organizzazione di base Slyprol, Cobas e USB. Migliorano le condizioni del giovane operaio vittima dell'infortunio sul lavoro della mattinata di venerdì. Il 23enne è stato trasferito dalla terapia intensiva dell'ospedale di Cattinara, ha accolto il reparto, un segnale che conferma una pur lenta e graduale ripresa. Davvero tutti gli auguri appunto di pronta guarigione al giovane operaio. In arrivo 3 nuovi medici di base a Monfalcone, verso la chiusura 2 ambulatori, andranno a coprire anche l'utenza di Staranzano, cesseranno gli ASAP di via Crociera e via Romana. Le sanità e le decisioni di Asugi sulle strutture sperimentali. 3 nuovi medici di medicina generale sono in arrivo nell'ambito territoriale di Monfalcone e Staranzano. L'obiettivo dichiarato di Asugi è quello di arrivare alla graduale chiusura degli ambulatori sperimentali d'assistenza primaria che nell'Isontino hanno debuttato proprio a Monfalcone un anno fa. La situazione è comunque in divenire, scrive Laura Blasic sul piccolo. Dermatite atopica, uno screening gratuito lunedì a Gorizia, dopo aver già fatto tappa a Udine, a Trieste, i consulti dermatologici gratuiti della campagna nazionale di screening su questo disturbo dermatite atopica. Poi ancora invece andiamo alla pagina di Gorizia, vediamo che si parla di un caso di cronaca, tampona l'auto in sosta e fugge, troppi pericoli a Montesanto. Il comitato guidato da Candini e Iug si rivolge al comune e alla polizia locale. Le auto ad alta velocità, l'unica soluzione sono i passaggi pedonali rialzati, lo richiedono appunto i cittadini del comitato del quartiere di Montesanto a Gorizia. Ancora vediamo l'iniziativa sul progetto, il nuovo progetto La città dei matti sul patrimonio lasciato da Basaglia, vedrà come epicentro il parco dell'ex manicomio. A Gorizia prese il via la rivoluzione della psichiatria, iniziative teatrali in strada e convegni, il collegamento con le teste di carattere di Messerschmitt. Verso la capitale europea della cultura c'è anche questa iniziativa sicuramente molto interessante e molto goriziana. Il programma del comune, Ziberna, riflettori accesi per il centenario
scenario della nascita. Il sindaco pensa all'installazione di tabelle riservate ai turisti che ricostruiscano la storia e la vita del sito e dello psichiatra. Diventerà un luogo del cuore, dice il sindaco del capoluogo isontino, dove ora ci spostiamo con il prossimo servizio, perché proprio il sindaco Ziberna ieri è intervenuto sulla notizia data dalla FIAIP degli immobiliaristi che le vendite di immobili a Gorizia sono salite in un solo anno ben del 20%, quindi questa è stata giudicata una buona notizia. Questa è la lettura perlomeno appunto del sindaco. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. A Gorizia vola il mercato immobiliare e la FIAIP, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, a rilevare come nel 2023 il numero delle compravendite abbia registrato un incremento del 20% rispetto all'anno precedente. L'osservatorio immobiliare elaborato dalla Federazione, maggiormente rappresentativa degli agenti, attesta l'accresciuto appeal del capoluogo isontino, anche in vista dell'appuntamento di Go 2025, dal momento che a comprare non sono soltanto i residenti in città, ma anche cittadini di altre regioni e addirittura dall'estero. Ci sono stati acquisti, ad esempio, da parte di famiglie e di neopensionati che hanno scelto Gorizia per l'alto livello qualitativo della vita, come pure stranieri investitori interessati a singoli appartamenti o a interi fabbricati da ristrutturare. Soddisfatto dell'andamento il sindaco Ziberna. Abbiamo accolto con comprensibile grandissima soddisfazione la notizia che ci è stata fornita dalla Federazione degli Agenti Immobiliari, secondo la quale c'è stato un grandissimo balzo in avanti, ben del 20% da un anno all'altro per quanto riguarda la vendita degli immobili, la vendita delle case, degli appartamenti nella nostra città, più 20% da un anno all'altro. La ragione sta nel fatto che, comprensibilmente, consentitemi da sindaco, comprensibilmente persone che non vivono nella nostra città, nella nostra provincia, ma neanche addirittura in Italia, perché tanti sono gli acquirenti che giungono non soltanto da Nuovo Gorizia e dalla fascia confinaria, ma anche dal resto di Lubiana, anche dall'Austria, anche dalla Germania, anche dalle altre regioni in Italia. Queste persone ritengono che Gorizia sia una città vivibile, una città smart, una città verde, una città culturale. Ecco, quello che noi abbiamo cercato di trasmettere, una città sicura, una città appetibile dove far crescere i nostri figli, dove venire anche a trasferirsi proprio per la loro vita. Allora, continuiamo ancora la lettura dei giornali, andiamo ai temi nazionali e europei in questo caso. Allora, l'Ocse richiama l'Italia a tassare i patrimoni e le pensioni d'oro, poi ancora... vediamo qui una manifestazione appunto di un pensionato contro il governo, blocco dei fondi per il Sud, De Luca denuncia Fitto, lo scontro sui finanziamenti. Dopo l'annuncio il governatore della Campania passa ai fatti e scrive al TAR e a Corte dei Conti dati ridotti alla falsificazione, lo sfido sul dibattito pubblico. Trattori in marcia contro l'Unione Europea, fermare la carne coltivata, gli agricoltori autonomi in piazza anche su temi come fisco e svendita di terreni. Italia, Francia e Austria, sostenute da altri 9 paesi, si oppongono al cibo sintetico. Giù le mani dalla nostra terra è lo slogan scelto da questo trattore dall'agricoltore che guida appunto questo trattore. La nota a Bruxelles per una consultazione pubblica sulla proteina da laboratorio, se ne parla molto in questo periodo. Ancora Cottarelli, in arrivo problemi geopolitici potenzialmente più seri della pandemia. Parla l'economista che domani sarà a Gorizia. Dopo il Covid ci sono rimasti debito pubblico più alto e la spinta al lavoro da casa. Il governo non sta facendo disastri, ma di sostanza non se ne vede tanta, dice ancora Carlo Cottarelli. PNRR, per ora abbiamo eseguito le cose più facili. Il nord-est è stato locomotiva d'Italia per decenni, resta davanti al sud, ma oggi soffre dei problemi comuni a tutta Italia. Questa è la lunga intervista che trovate oggi sul Piccolo. E poi ancora la cronaca, invece ci spostiamo nuovamente in Campania. Gropoli uccide la moglie e si toglie la vita. In casa c'era anche la figlia della coppia che stava dormendo e non avrebbe visto nulla. I due coniugi si stavano separando.
Qui vediamo il luogo della tragedia. Su Giovanna, illazioni pesanti come macigni, funerali della ristoratrice, le parole dette dal parroco dell'omelia durante le esequie della donna nella Basilica di Sant'Angelo Lodigiano, striscione contro i giornalisti. Poi ancora l'ipotesi di truffa aggravata, Ferragni è indagata per le uova e la bambola dopo il Pandoro. In Germania la leader dell'ultradestra evoca l'uscita dall'Unione, il caso, i tedeschi scendono in strada centinaia di migliaia per protestare contro l'estrema destra, ma la sua principale espressione politica, la AfD, rilancia facendo arrivare ai piani alti di Berlino un messaggio che rompe un tabù. L'alternativa per la Germania spingerà per un referendum in stile Brexit che faccia uscire il paese dall'Unione Europea. In New Hampshire la sfida Trump-Haley, il duello è decisivo, l'ultima fermata a New Hampshire dopo la schiacciante vittoria di Donald Trump al caucus di Iowa e il ritiro di tutti gli altri candidati del Grand Old Party. Le prime tradizionali consultazioni per la nomination repubblicana potrebbero anche essere quelle decisive. L'ultima rivale rimasta a contendere il posto al tycoon è Nikki Haley, lo sa, e nelle ultime ore prima del voto gioca tutte le sue carte con una fitta agenda di appuntamenti elettorali. Allora, qui vediamo invece si parla di clima, l'intervista al Nobel Giorgi lancia un nuovo allarme sul surriscaldamento globale, l'unica arma di difesa è la conoscenza, solo la cultura batte le lobby, siccità e maree, il clima impazzito mette sotto assedio il futuro del pianeta. Il nostro pianeta ha un febbrone da cavallo, anche il Friuli Venezia Giulia, gli effetti dei cambiamenti climatici sono palpabili, ma oltre all'incremento delle temperature medie e all'innalzamento del livello del mare, il problema più grosso per il futuro della nostra regione sarà con molta probabilità legato alla siccità e alla scarsità d'acqua, una beffa bella e buona per una delle aree storicamente tra le più piovose d'Italia. E la previsione di Filippo Giorgi dell'ICTP che nel 2007 ha vinto ex aequo con Al Gore il premio Nobel per la pace ed è uno degli scienziati internazionali più influenti nel campo della meteorologia e fisica dell'atmosfera. Giorgi è stato protagonista ieri a Miramare di un appuntamento dalla doppia valenza con la conferenza Un veliero della conoscenza in difesa del pianeta. Lo scienziato ha dato infatti il via al ciclo 2024 dei grandi incontri realizzati a Miramare a margine della mostra Cosmos, il veliero della conoscenza, allestita fino al 16 giugno alle scuderie del castello. Qui vediamo ancora invece una nuova PET al CRO di Aviano, operazione da 2,8 milioni, acquisito un tomografo digitale ONTAC ad alta definizione, una nuova strumentazione per il centro oncologico di Aviano. Diamo uno sguardo alle pagine di Istria, Quarnero e Dalmazia. A Fiume a marzo l'apertura del nuovo ospedale infantile, costata 158 milioni di euro. La struttura costituisce il più rilevante investimento di sempre in campo sanitario in Croazia. Il corpo centrale sarà alto 8 piani, questo il nuovo ospedale. Poi decolla l'accordo sulla sanità di confine, pazienti da Umago a Isola. Ancora vediamo il piano di crescita UE da 6 miliardi, fa siglare la tregua ai leader dell'Est. Ricorderete, ne avevamo parlato, dal vertice di Skopje e massimo impegno a collaborare sul piano delle riforme per non perdere le risorse europee. C'era aria insomma di alleanza in chiave antirussa. L'obiettivo finale è creare un mini mercato unico balcanico attrattivo per investimenti stranieri. Il monito di Biden allarma la regione. Il presidente americano in un discorso alla Casa Bianca ha evocato lo spettro di una nuova Ucraina nell'area. Dopo aver sferrato l'attacco contro Kiev e il ragionamento, la Russia potrebbe alzare il tiro nei Balcani. Poi vediamo la pagina dell'economia, corsa per Confindustria, il nord-est alla finestra senza una voce unitaria. In Veneto oggi riunione del Consiglio di Presidenza regionale per fare il punto sul nuovo vertice. Nei prossimi 15 giorni le territoriali inizieranno il confronto in vista della nomina dei saggi. E qui vediamo
vediamo un po' tutti i protagonisti in campo. Voglia di impresa tiepida in Friuli Venezia Giulia, raffronto con il 2022 negativo. Lo scorso anno iscritte oltre 5.200.000 unità a fronte di 4.800 cessazioni, ma considerando le cancellazioni d'ufficio lo stock è in diminuzione. Si riapre la partita fra governo e Arcelor sul futuro dell'ex Ilva di Taranto per quanto riguarda la siderurgia. Allora andiamo ancora a vedere, abbiamo già visto la situazione per quanto riguarda Trieste, scusate ancora un attimo, ecco qui il Consiglio Comunale che ancora una volta mancando il numero legale è andato esaltato, insomma è saltata la seduta d'aula, era già successo a dicembre appunto in Consiglio Comunale, lo approfondiremo più tardi quando avremo invece in studio il consigliere comunale Stefano Bernobic, ma prima vi ricordo fra pochissimo abbiamo ospite in studio Serena Pellegrino, consigliera regionale del gruppo misto di Alleanza Verdi Sinistra. Quindi noi ci fermiamo ora per una brevissima pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno a Serena Pellegrino, consigliera regionale dell'Alleanza Verdi e Sinistra. Buongiorno, bentornata nei nostri studi. Buongiorno a voi, grazie di essere qui con noi quest'oggi. Allora sono tanti temi di cui ci occupiamo come sempre nella nostra rassegna stampa. Oggi spicca anche questo del dimezzamento, no, dei consultori qui a Trieste. Ne abbiamo parlato molto anche nel telegiornale dei giorni scorsi. Oggi ci sarà anche il corteo itinerante nelle 4 sedi, di cui resteranno soltanto 2, no? Solo 2 delle sedi precedenti, e quindi quella di Roiano e quella di Valmaura, mentre quello di San Giacomo e quello di San Giovanni vengono di fatto chiusi. L'annuncio di qualche giorno fa, il tutto avverrà proprio domani, 24 gennaio. Serena Pellegrino fra l'altro è stata tra le prime, no, a evidenziare questo problema, questa segnalazione. Sì, tra maggio e giugno si è costituito questo comitato di queste donne triestine che hanno immediatamente denunciato quello che avevano intenzione di fare, quello che l'amministrazione aveva intenzione di fare, la giunta regionale nello specifico e l'assessore Riccardi con la sua cosiddetta razionalizzazione. Ieri anche la sottosegretaria Savino l'ha detto con chiarezza, ma ormai tutti i cittadini da decenni sanno che la parola razionalizzazione vuol dire semplicemente taglio chiaro dei servizi. A giugno abbiamo presentato questa interrogazione in question time a cui l'assessore Riccardi ha risposto così in maniera anche abbastanza tra il velato e alle volte anche un po' così in silenzio, con poche parole basse pronunciate al microfono, e dove si capisce e non si capisce quello che lui ti risponde in quella circostanza, ma ha chiarito che i consultori sarebbero stati cancellati. Cioè questa è la cosa importante, che non è solo una questione di servizi da erogare, ma è anche la territorialità che è fondamentale, perché il consultorio non è fatto per chi ha una capacità anche autonoma alle volte di andare alla risoluzione dei problemi e quindi anche autonomamente può spostarsi nei luoghi, ma è proprio la presenza sul territorio, nei luoghi proprio dove c'è una cittadinanza che è fragile. Questo purtroppo evidentemente chi razionalizza non lo comprende. Allora ci scrive Nevio proprio a questo proposito, dice: buongiorno Sveglia Trieste, come ha fatto a cadere così in basso Trieste? Ora si chiudono anche i consultori, non basta avere i marciapiedi rotti, le fontane senza acqua, tutti i pavimenti in città con le piastrelle rotte, piscina terapeutica non esiste, campo di calcio Rocco con
con il manto erboso fuori uso, inesistenti gabinetti e Vespasiani in città, tram di officina fuori uso, eccetera. Ma chi amministra la città, si chiede Nevio, insomma, un po' polemicamente. Beh, no? non è proprio nessuna polemica, secondo me, da parte di questo signor Nevio. Lui ha fatto un'analisi perfetta, evidentemente segue molto bene da anni gli eventi nella sua città e ha chiarito molto bene come stanno le cose. Ha fatto, come si diceva una volta, un Bignami perfetto, la sintesi perfetta di com'è la situazione oggi a Trieste. Ma va detto una cosa sostanziale, che questa razionalizzazione dei servizi pubblici che stanno facendo ormai da anni e quindi il soffocamento del servizio pubblico va a scapito dei cittadini che hanno necessità di approcciare a quel servizio, ma andrà a favore dei privati accreditati e convenzionati che vorranno sostituirsi a quello stesso servizio pubblico. Quindi l'erogazione del denaro ci sarà uguale da parte dell'amministrazione pubblica e della giunta regionale, solo che anziché andare nelle tasche così dei cittadini che hanno fatto un concorso, dei professionisti che si sono laureati e che accedono per concorso a queste strutture, un privato cittadino mette su una sua bella società e questo consultorio diventa un servizio privato, convenzionato, la parola convenzionato vuol dire che è pagato dal pubblico, si farà molto probabilmente anche i suoi guadagni, i suoi utili e continuerà a erogare il servizio al cittadino. Lo stiamo vedendo nel sanitario ormai da moltissimi anni, soprattutto no? nella diagnostica, ma non solo, e adesso lo vedremo anche nel sociale. Allora, abbiamo in collegamento il nostro Gianluca Paladin da un punto della città che al momento non riesco a riconoscere. Buongiorno Gianluca, dove ti trovi? La tua ospite, siamo in via Orlandini tra il rione di San Giacomo e il rione di Ponziana per raccogliere una segnalazione. E io chiamo Tele4, una signora ci ha contattato, abita in questo palazzo al Civico 24 di via Orlandini, dobbiamo capire la situazione che c'è in casa sua, entreremo con le telecamere in casa, mi pare di aver capito che la persona sia senza riscaldamento e con altre problematiche, forse una persona che anche ha difficoltà a muoversi, ha voluto contattare Tele4 per raccontare un po' la sua storia, la sua situazione, una segnalazione che abbiamo raccolto in questi giorni perché ha chiamato la nostra redazione e adesso noi la verificheremo. Se in tutto questo c'entra anche l'Ater, ovviamente poi chiameremo e avviseremo anche gli uffici, anzi lo abbiamo già fatto, avviseremo gli uffici predisposti. Ma è una situazione, Laura, che dobbiamo ancora capire. Intanto volevo anticiparvela anche perché ci serve il tempo logistico entrando in casa di una persona per assettarci, per così dire, e intavolare insomma così la conversazione. Magari una volta all'interno dell'edificio ci prenderemo quei 5 minuti di collegamento appunto per raccontare la situazione di questa signora Laura. Quindi una segnalazione in via Orlandini al rione di Ponziana, al confine tra San Giacomo e Ponziana, che fra poco raccoglieremo. Intanto vi ricedo la linea. Grazie Gianluca. Abbiamo appunto raccolto questa segnalazione da parte di una signora che ci ha telefonato per farci presente insomma, questo problema del riscaldamento assente, insomma, in queste giornate di particolare freddo immaginiamo che il disagio sia grande, no? E guarda caso in quale quartiere? San Giacomo, ma Ponziana, guarda un insomma, po' incredibile, ecco. Sappiamo a cancellare servizi proprio dove c'è maggiore necessità e più dove bisogno, c'è più no? fragilità. Allora, abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, dottoressa Bucarella, mi sentite? Sì, buongiorno. Senta, niente, sono sempre Maurizio. Vi ho anche scritto qualcosa di breve, solo breve anche a parole, no? Dica. Niente, volevo dire, niente, diciamo, siccome sempre senza darmi arie, cerco di essere originale, di cambiare gli argomenti, dopo non so. Comunque dico, questa forse mi è sfuggita, no? E dico, se riprendo ufficialmente da un giornale libero che non che io ho preferenze, comunque vado al dunque, ecco, secondo anche
la Meloni, e che che lì la Fiat ha che in mano gli agnelli e ha venduto francesi e ha detto che si trasferisce all'estero, e poi concludono che poi mi accusano a me, dice la Meloni, di fare male, di vendere il paese, eccetera eccetera. E io non so se interessa questo, insomma magari mi è sfuggito. Voleva un commento su questo titolo, insomma, che campeggia su Libero oggi. Io vi ringrazio per avermi ospitato anche. No? Grazie Maurizio, Grazie buona giornata. La linea era un po' disturbata, però insomma il signore voleva anche, scrivendoci una mail, voleva un commento su questo fatto che costituisce il titolo principale del giornale Libero oggi. Meloni contro gli agnelli, le bordate della Premier hanno dato la Fiat ai francesi, lasciato che si trasferisse all'estero, hanno messo all'asta i nostri marchi e ora il loro giornale accusa me di vendere il paese. Si riferisce al titolo di Repubblica, l'Italia in vendita, credo di ieri o l'altro ieri, adesso non ricordo esattamente. Ma insomma io ricordo negli ultimi decenni che abbiamo sempre detto bisogna trarre capitale dall'estero, bisogna trarre capitale dall'estero. Oggi che è stato attratto il capitale dall'estero, che si stanno acquisendo e si sono acquisiti i migliori marchi, non li voglio citare ovviamente per non farne pubblicità, ma dalle cioccolate a tutto quello insomma, che noi sappiamo, ai panettoni, i pandori, tutto quello che sappiamo, oggi ovviamente questa cosa non ci piace. Allora, abbiamo fatto qualcosa negli anni per salvaguardare questo? No, non solo. Abbiamo detto che dovevamo attrarre capitali dall'estero. Poi oggi ci ritroviamo con Wärtsilä in quella situazione, Electrolux nella stessa situazione e via discorrendo. Ebbene, allora, il punto è questo. O si fa un piano no quinquennale, no triennale, no a misura di elezioni, ma bisogna fare dei piani decennali per quello che riguarda, uno, la nostra industria, due, la nostra ricchezza del nostro patrimonio architettonico, perché ce lo stanno acquistando, attenzione perché sta arrivando anche quello. Fra un abbiamo attimo visto in arriva altri anche paesi, quello. ma sta Insomma, arrivando anche qui. Noi dobbiamo essere proprio chiari su questo, stiamo svendendo il nostro paese, un patrimonio strepitoso da tutti i punti di vista e lo stiamo regalando con dei brand eccezionali, questa parola ormai è sdoganata anche se non mi piace molto, e oggi allora il piano va fatto, non bisogna farselo fare su altri tavoli, bisogna farlo sui tavoli del governo e sui tavoli istituzionali di chi detiene il potere in Parlamento e chi detiene il potere nei consigli comunali, regionali e in tutte le istituzioni. Questa è la democrazia, non che ci viene affidato un papello con una scritta sotto e si dice dovete fare questo. E si ha paura dei comitati, si ha paura dell'evidenza messa in campo dai cittadini. Ah, ma i comitatini, qualcuno aveva detto i comitatini, sì. Ce lo ricordiamo, ma questo lo dico senza proprio paura di dire sono stati questi o quegli altri. Si è sbagliato, chi l'ha fatto ha sbagliato e oggi tutti noi ne stiamo pagando le miserabili conseguenze. Poi leggiamo anche una mail proprio di una rappresentante di questi comitati per il mantenimento insomma, dei consultori. Leggo soltanto velocemente la mail di Renata invece che dice faccio seguito alla mail del signor Nevio, però abbiamo le navi da crociera e credo sia ironico insomma, il commento di Renata. Allora abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Buongiorno Fulvio. Allora, in due cose che si possono controllare, si capisce come mai il degrado di Trieste e il degrado purtroppo di tutta l'Italia che è il più bel paese del mondo. Uno, terremoto di Irpinia, la Corte dei Conti, non io, lei o la sua ospite, la Corte dei Conti aveva determinato 12 volte la spesa preventivata. Il costo del terremoto dell'Irpinia è stato 12 volte la spesa preventivata. Articoli sul giornale di 40-50 anni fa. 1 chilometro di ferrovia costava in Italia 3-4 volte quello che costava all'estero.
l'articolo del 2022 di Francesco Iori, il virus della burocrazia tentacolare che soffoca imprese e cittadini da oltre 150 anni. Vuol dire che è nel DNA dell'amministrazione italiana non lavorare per i cittadini ma fare i fattacci propri. Adesso là c'è una consigliera regionale. Sì. Vada per favore, tiri fuori della legge di bilancio 2014 l'articolo 190, ripreso con il 205 della legge bilancio 2017, dove dice chiaramente cosa si può fare in Portofranco Nord, detto Porto Vecchio. Là vengono buttati via milioni, milioni e milioni. E non abbiamo più la sanità, ci sono le pensioni da fame, perché era scritto sul giornale, non lo dico io, l'80% dei pensionati italiani e purtroppo anche il territorio libero, fin quando è amministrato dal governo italiano siamo nella stessa situazione, non arriva a 1.000 euro al mese e mi parlano di SPID, di PIN, di smartphone. Di difficoltà. Ha ragione. No, e allora, consigliera, ancora una cosa, lega per favore il trattato di pace. Avete voi della politica, non lei personalmente, ma tutta la politica ha rovinato l'Italia e sta rovinando anche il territorio libero di Trieste, in violazione di legge tra l'altro, perché il trattato di pace è legge della Repubblica Italiana. Leggetevi anche il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione e leggetevi il 28, dove qualsiasi pubblico ufficiale, oltre ad osservare la legge, è anche obbligato a farla osservare. Quindi tutto questo silenzio sul territorio libero è veramente vergognoso. Vi ringrazio. Grazie e vi auguro Fulvio. Una buona giornata. Buona giornata a lei, grazie insomma per averci ricordato ancora una volta la questione territorio libero di Trieste, ma insomma ha inserito nel suo discorso anche tanto altro, no? Il signor Fulvio, dicevo, ha ragione sì. su tante cose, insomma. Sì, è stato ricco il suo intervento, ha spaziato e devo dire che ha centrato insomma la questione. C'è stato un passaggio quando ha detto sulla sanità, no? Sì. Allora, sulla sanità bisogna fare un piccolo focus. Prima ci sono passata così velocemente, ma oggi si dice tutta colpa della giunta Serracchiani. Voglio che sia chiaro. Forse qualcuno ricorderà che noi tra il 2014 e il 2015, quando la giunta Serracchiani ha fatto la riforma assieme a Telesca, la riforma sanitaria per aprire far accesso insomma, al privato al servizio sanitario, noi uscimmo da quella maggioranza, come partito uscimmo dalla maggioranza e sfiduciammo i nostri consiglieri e la nostra assessora. Di questo pochi si ricordano, tant'è vero che l'assessore Riccardi continua a dire ma eravate anche voi? No, assessore, noi non c'eravamo e anzi ci siamo posti esattamente dove era posto lei in quei mesi, in quegli anni, quindi contro quella riforma. No? Lei ha detto che questa riforma era sbagliatissima, tant'è vero che sono state vinte le elezioni nel 2018 proprio in forza di quella orribile riforma sanitaria detta da tutta l'opposizione e anche da noi. Cosa succede? Che Riccardi proprio l'altro giorno ha detto ho cambiato idea, l'ha detto pubblicamente, che quella riforma era la riforma giusta, non solo era la giusta strada, la giusta apertura in quella direzione, ma lui ha potenziato ulteriormente quel progetto e anzi l'ha dichiarato l'altro giorno facendo il piano emergenza-urgenza che è la declinazione precisa del progetto di Serracchiani-Telesca. Allora stiamo continuando a prendere in giro i cittadini, li stiamo prendendo in giro, perché evidentemente c'è un progetto che è sopra ai tavoli governativi
e i tavoli governativi semplicemente si limitano a prendere la comanda, diciamo pure così, e quando il signor, come si chiamava? Michele? No. Il signore di prima, Fulvio. Sì, Fulvio. Il signor Fulvio dice tutta la politica. Quando dice tutta la politica, effettivamente a me fa un po' ribrezzo, sinceramente, perché lui poi ha detto no, magari non la consigliera, non la consigliera, però dice tutta la politica. È vero, fa impressione questa cosa, ma evidentemente c'è un disegno chiaro, una visione chiara di dove si vuole arrivare. Allora, vogliamo andare in un'altra direzione? Dobbiamo scendere tutti quanti, non solo in piazza, ma davvero come partecipanti attivi della politica, perché i cittadini quando delegano poi dimenticano fino a quando gli effetti collaterali di quella delega non gli sono arrivati addosso. Ebbene, sulla sanità, ma anche sul sociale, attenzione, occhi aperti, orecchie aperte, perché la direzione di cedere buona parte del servizio a chi utilizza e farà i suoi profit sulle nostre spalle, sulla nostra vita, ecco, questo accadrà a breve. C'è stato lo scandalo delle case di riposo, ve lo ricordate qualche anno fa? Infatti. Ebbene, quello era semplicemente l'inizio, perché anziani, disabili, fragili erano già stati dati in gestione al privato. Poi c'è chi ha fatto il privato non profit, benissimo, come buona parte del terzo settore, ma c'è anche chi ha fatto profitto. Allora, ci scrive Esther Pacor, coordinatrice di Espansioni, ex presidente del comitato di gestione del consultorio di Valmaura. Scrivo per ringraziarvi per l'attenzione che ci state dando sul problema dei consultori, e saluto la consigliera. Partecipo al comitato che si è formato l'altro anno quando si è saputo delle chiusure. A oggi alla convocazione da parte dei responsabili dell'azienda sanitaria avvenuta venerdì scorso, in cui abbiamo saputo dei tagli ai servizi, non abbiamo visto il sindaco di piazza nelle nostre iniziative, seppure responsabile della sanità pubblica. Non abbiamo letto parole di Fedriga, presidente della regione che dirige la sanità. Chiediamo un incontro per sapere perché si dimezza un servizio così utile per le nuove generazioni. Noi giovani allora, negli anni 70, li abbiamo aperti con lunghe lotte, dice Esther Pacor. Chiede a Tele4 anche di dedicare un ring in cui confrontarci, ma sicuramente insomma, Ferdinando Avarino ci sta già pensando a fare un ring proprio dedicato a questo. Allora, ci sono altre mail, ne leggo alcune. Torna a scriverci Nevio: Laura, Gianluca potrebbe andare a Servola, in via di Servola, a vedere in che condizioni si trova il marciapiedi che va dalla chiesa fino all'incrocio con via Pitacco, un altro marciapiedi molto così disastrato, diciamo così. Io ho fatto un emendamento per potenziare il fondo per la messa in sicurezza dei marciapiedi, perché l'ho detto anche in aula, guardate che tra un po' tutti i sindaci si ritroveranno in tribunale, perché se le persone cominciano a denunciarli, perché ad ogni caduta, ma l'ho fatta anche io la caduta appena fuori piazza Oberdan, ecco, quindi insomma una zona centralissima, quindi non nelle periferie, ma sicuro, ma sicuro, per cui le probabilità di cadere sono altissime per i marciapiedi, e farsi male il giorno che poi magari ci sarà un morto a causa di una buca del marciapiede, quella volta che cosa succederà? Cominciamo a fare la denuncia, ma io per prima lo dico, che sono caduta a settembre e non l'ho fatta. Cominciamo a fare le denunce per quello che riguarda anche lo stato dei nostri marciapiedi. Quell'emendamento mi è stato bocciato, però invece mettiamo del denaro enorme, una quantità enorme di denaro per far fare i consultori privati, perché guardate che accadrà così, perché la normativa prevede che ci devono essere un tot di consultori per ogni cittadino, va bene? Esatto, ogni 20.000 abitanti se non ricordo male. Sì, no? 20.000 abitanti, 15.000 per quello che riguarda le aree montane. Quanti ce ne dovrebbero essere a Trieste? Attenzione, perché la norma ti dice anche pubblici o privati. Già la norma te lo scrive, pubblici o privati. ci mettiamo insieme, lo possiamo fare noi, ci accreditiamo, chiediamo l'accreditamento alla regione, ci farà diventare convenzionato e comincerà a elargire i fondi. Allora, ci chiede Francesco una precisazione proprio sulla sanità privata, ma prima sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi?
È caduta la linea. Allora, Francesco scrive: perché la sanità privata convenzionata fa paura? Al cittadino spesso conviene. Operato in 3 mesi dalla prima visita per sleeve gastrectomy, insomma un intervento, non vado ad approfondire, intervento in Lombardia al Policlinico San Marco di Zingonia, 1400 interventi di questo tipo all'anno. In regione liste d'attesa medie di 3 anni. Gli esami del sangue privatamente spesso costano meno, dice. La sanità pubblica da sempre fa acqua da tutte le parti. Questo scrive Francesco, dice: perché fa tanta paura la sanità privata convenzionata? Perché ci battiamo contro la sanità privata? Faccio un esempio banale. Una persona l'altro giorno mi racconta e dice che deve andare a fare una radiografia all'anca. Ovviamente per le vie canoniche del pubblico si ritrova ad avere mesi e mesi di attesa, perché comunque non è urgente, non lo può fare entro i 30 giorni, chiama una di queste strutture private e chiede quanto costa, 50 euro. Il ticket dovrebbe essere sui 36, no? Esatto. Ecco, vabbè, effettivamente 14 euro in più ce l'ho nel giro di pochi giorni, sai, forse quasi quasi ci penso. E la signorina dice: però guardi che in alcune giornate ci sono anche delle promozioni e la sua radiografia le viene a costare 35 euro. Mi sembra di essere un po' in uno dei grandi supermercati con il volantino, no? Le promozioni da volantino. Questo fa un po' impressione. Fa un po' impressione, no? Ebbene, questo poi senza la convenzione viene pagato dal privato cittadino. Quelli convenzionati sono nel CUP, sappiamo qual è il percorso. Certo. Ma io lo dico in maniera molto, molto banale. Se soprattutto le piccole prestazioni diagnostiche, dal prelievo che costa pochi euro alla radiografia, sono comunque fondi pochi ma tanti che entrano nelle casse del pubblico e che poi mi permettono di erogare a un prezzo assolutamente irrisorio delle prestazioni invece che hanno dei costi congrui, come per esempio le risonanze magnetiche. Se io invece utilizzo il percorso pubblico solo per le risonanze magnetiche, mi viene a mancare nel fondo cassa tutte quelle piccole prestazioni che hanno rimpinguato il mio fondo. Allora, è tutta una questione di capienza, lo sa il buon padre e madre di famiglia come funzionano le cose anche nella propria gestione familiare. Se io vado a cancellare completamente l'erogazione di quel servizio, come potrò dare la prestazione pubblica della risonanza, che invece andare in privato costa dalle 300-350 euro e quasi nessuno può, voglio dire, sono veramente pochi quelli che se lo possono permettere. Ecco, questo è uno dei vulnus del fatto di aver tolto al pubblico e dato al privato, ma ce n'è tantissime di altre motivazioni. Spero che ci possiamo vedere anche in altre circostanze e approfondirle. E approfondire il tema. Allora, un'altra telefonata. Buongiorno, chi è in linea con noi? Sono Pino. Pronto? Pronto, sì, buongiorno, sono Pino. Pino, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo fare congratulazioni a questa signora qua che parla, perché mi è piaciuto perché parla bene. Bene. No? Niente, tanto per cominciare, del ticket e del medicinale che parla molto bene, brava. E anche per quella parola che ha detto prima, che ha risposto a Fulvio, che ha detto per fare qualche cosa bisognerebbe essere tutti insieme, tutti. Una volta dicevano sì, facciamo una rivoluzione, andiamo con i forconi di qua, con i forconi di là, e dopo tutti quanti come conigli fermi. Capito. No? Niente, facciamo veramente quando c'è qualche cosa da fare, come la Francia, come l'Austria, c'è qualcosa che non va bene per noi cittadini italiani, andiamo a fare la rivoluzione tutti insieme, no? Che metà fa la rivoluzione e gli altri che non hanno fatto hanno lo stesso diritto di quello che ha fatto.
No, mi piace questa signora qua, veramente ha parlato molto bene. La Mi ringrazio. fa piacere, Pino, d'accordo, grazie allora Grazie a lei, della arrivederci. sua telefonata, del suo intervento. Buona giornata, insomma, il signore apprezza quello che ha detto, anche il modo in cui l'ha detto la nostra ospite e ha invitato, insomma, se si vuole intervenire bisogna farlo anche tutti uniti, tutti insieme, mettendosi in gioco, no? Non soltanto parlando. Ma questo va fatto, ma davvero, perché spesso purtroppo noi ci ritroviamo davanti a questo schermo, anche in questo momento, no? Io sono qui e non si fanno le rivoluzioni guardando lo schermo, ma ha fatto comodo anche questo, soprattutto a chi ha gestito i media, ma va detto anche questo. Tenere le persone a casa, chiuse davanti a uno schermo e magari farli diventare anche dei leoni da tastiera, ma poi dopo gli dici: senti, vieni con me in aula, io ti faccio entrare, vieni là sopra e protesta assieme a me, non soltanto io lì, perché le istituzioni hanno bisogno dei cittadini e i cittadini necessitano delle istituzioni, altrimenti ci cancelleranno anche pezzi di democrazia. E quando ci si ribella in maniera corretta, stando sempre dentro nei limiti della Costituzione, poi accadono le cose. Nei secoli è successo. Certo, la gestione del potere, chi detiene il potere sa benissimo che non lo vuole perdere. Altra cosa, io ringrazio il Signore che mi ha fatto i complimenti su come vengono dette le cose. Spesso chi non le dice bene, o perché è connivente, o perché non le sa. E allora noi dobbiamo anche essere chiari su questo. Oppure chi ha paura, insomma, di dirle, dice: beh, sai, gli ignavi, no? Io non temo il cosiddetto bandito, quello che mi vuole fregare, non ho paura di lui, perché quello lo combatto, ho più paura di quelli che stanno al seguito, perché temono di perdere delle piccole posizioni di potere. Ecco, dobbiamo stanare proprio queste persone qua, perché sono quelle che ti dicono: ma che bello Serena, parla tu, ma poi io, se mi giro, devo avere dietro qualcuno tutti dietro, con me, no? quelli che io con quella battaglia, con quella lotta rappresento, perché ce ne sono davvero tantissimi, non è vero che sono poche le persone che la pensano così. Allora, c'è anche un'altra telefonata, ma credo dobbiamo anche andare in pubblicità, vediamo se riusciamo a sentirla. Pronto? Buongiorno. 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 Laura, buongiorno dottoressa, lei è il suo ospite, mi sente? Sì, la sentiamo, buongiorno. Buongiorno. Volevo fare una segnalazione non attinente al tema della sua ospite, ma di un'estrema urgenza. Dica. Per un buco sulla strada in via dei Baiardi. È un buco che si è verificato da una settimana circa, spaventoso, tremendo, profondo 10 centimetri, sarà mezza carica di asfalto. Mamma mia. Se lo prende una moto, non sono sicuro che si va giù, si va a sbattere sulle macchine. Che via Baiardi poi è molto in pendenza, no? Se non mi ricordo Baiardi, numero 1921. Eccolo. Capito. Sarebbe un'urgenza, sia gentile Laura, di un'urgenza tremenda in quanto Ci proviamo, giriamo questa segnalazione. A chi di competenza, la prego, dai, perché è Grazie. molto, mi creda, è molto, non esagero. Eccolo, Un grosso buco, insomma, in via dei Baiardi, 1921. Scuso per l'attinenza non giusta al tema di oggi, ma insomma è urgente, mi creda. È urgente, però quindi non è posso vero agganciarmi? Sì, grazie signor. Grazie, Laura, sono io a ringraziare questo signore che ha fatto questa telefonata, perché fa il paio con quella precedente dei marciapiedi. No? Allora, anche su questo, nella legge di bilancio ho cercato di far inserire, ma mi è stato bocciato, un emendamento in cui si dice che noi dobbiamo puntare tutto quanto più possibile sulla manutenzione delle strade. Ormai abbiamo un patrimonio enorme di strade e di asfalti che sta andando completamente in dismissione. E invece continuiamo a potenziare nuove strade, ma le nuove strade storicamente da centinaia e centinaia di anni sono sempre fatte perché necessita fare la strada che parte da Serena e arriva da Laura. Ma se Serena e Laura hanno già la strada che le collega, perché devo continuare a fare un'altra strada? Perché i cittadini si arrabbiano e poi costituiscono i comitati e ti dicono non la voglio. Non la voglio, ma mica perché sono matti, perché sanno perfettamente che non gli necessita. Allora, in primis, le strade vanno fatte per la necessità dei cittadini. Uno.
I trasporti sono fatti in maniera, la politica dei trasporti va fatta in grande scala e il più delle volte questa grande scala è finalizzata al consumo e all'utilizzo dei carburanti. Lo dico proprio in maniera molto chiara. Guardate, vale più il carburante che viene messo dentro nel camion di quello che viene trasportato nel camion. Guarda caso il prodotto a chilometro zero mi costa di più di quello che arriva dall'altra parte del mondo. Ma ci siamo chiesti che qual è il motivo per cui accade questo? Sembra una follia, ma in realtà è così. Quindi per chi fare le strade? Ho detto FVG Strade piano piano deve riprendere in mano tutto il bilancio delle strade esistenti, fare il piano della manutenzione e andare un po' alla volta alla dismissione delle nuove costruzioni di strade e dedicarsi alla manutenzione. Di quello che c'è Se già, è vero no? che questa grande macchina che è FVG Strade è una macchina che è una risorsa per la nostra regione, perché se deve essere invece soltanto una macchina per costruire nuove strade e fare consumo di suolo, a questo punto evidentemente non ci serve. Ecco, per cui colgo veramente l'occasione di quello che ha detto questo cittadino. Anche questo emendamento mi è stato bocciato, quindi evidentemente noi dobbiamo alzare la voce su queste tematiche. Temi, su queste segnalazioni. Ringraziamo anche noi il signore che ha telefonato e il nostro Gianluca Paladin tenterà di recarsi anche in via dei Baiardi, ma ora ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora siamo sempre in compagnia di Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, che sta rispondendo alle vostre telefonate, alle vostre mail, e abbiamo anche in collegamento il nostro Gianluca Paladin, che è andato a trovare la signora di cui parlavamo prima, la signora che abita tra Ponziana e San Giacomo in un appartamento Ater e che è rimasta, pare, senza riscaldamento nell'appartamento. Allora a te la linea nuovamente, Gianluca, e buongiorno alla tua ospite. Ecco, come annunciato siamo entrati in casa di Isabella, che innanzitutto ringrazio. Buongiorno Isabella. Buongiorno. Siamo in via Orlandini, come annunciato, una problematica in questa casa, adesso però parzialmente risolta, ma ci spiegherà tutto Isabella. Allora, cosa succede signora? Perché lei ci ha contattato perché dall'inizio dell'inverno... Cioè, purtroppo qua, casa Ater, non si sa perché... Abbiamo riscaldamento, non abbiamo riscaldamento, abbiamo acqua sanitaria, non abbiamo l'acqua sanitaria. Allora la domanda è questa: sono gli operai che non sanno mettere a posto la caldaia? In questi giorni ho chiamato almeno 8 volte la sera. Intanto stava al freddo. È chiaro, come tutti del resto. Ma non funziona, manca un pezzo, dobbiamo trovare il pezzo. E difatti ho detto, ma quale pezzo manca? Cioè non credo che la caldaia sia scoppiata, siamo ancora qua, quindi... Cioè, dall'inizio dell'inverno lei al freddo si chiedeva perché non mi riparate questa caldaia, non posso stare in queste condizioni. Ma nessuno interessava chiaramente. Io ho chiamavo, difatti si saranno stufati anche di sentirmi, di sentir dire sono Tizia P, sono la disabile di via Orlandini 24, saranno anche stufi, ma io non posso farci niente. Cioè è un mio diritto avere l'acqua sanitaria e il riscaldamento. Difatti oggi per magia abbiamo acqua sanitaria e riscaldamento, ma non sappiamo quanto dura. Perché è una soluzione pare provvisoria, visto che lei ha direttamente parlato con un operaio che ha, come dire, avviato momentaneamente la caldaia, provvisorio, però... ha detto non sappiamo quanto dura. Bene, ho detto. Perché manca sto famoso pezzo. Manca sto famoso pezzo, non si sa qual è, perché non si sa qual è, e continua a dire manca un pezzo. Lo stesso problema l'avevamo avuto con l'ascensore, manca un pezzo e sto ascensore è sempre chiuso, finché mi sono stufata e ho detto almeno portatemi giù, io devo fare le visite mediche. Difatti c'erano gli operai che venivano su, io bussavo, venivano su, mi portavano giù, avevamo l'orario per quando tornavo indietro, c'erano loro, mi portavano su, perché altrimenti qua non potevi fare niente.
In questa palazzina condivideva questo problema anche con le altre persone, giusto? Presumo proprio di sì, perché bene o male non sono solo io ad avere il problema, essendo centralizzata compete a tutti. Per l'amor del cielo c'ho anche il climatizzatore, ma io non lo uso in estate perché avendo l'SM non riesco a respirare perché fa troppo, con questi caldi tropicali. Allora ho detto, l'assistente per i disabili mi ha dato una mano e abbiamo preso questo climatizzatore perché no, però per il caldo no. Ecco, a parte l'assistente per disabili che appunto la segue, le dà una mano, lei vive qua da sola di fatto. Quindi, no, io vivo sola, sì. Quindi con le difficoltà del caso purtroppo e a gestire una situazione del genere. Mi gestisco da sola. Beh, complimenti in tutto questo ovviamente. Ormai sono vecchietta, ho 48 anni. Faccio vedere anche, facciamo la prova tra l'altro, faccio vedere che effettivamente, o meglio vedere, voi non potete vedere né sentire, io sì, il riscaldamento in questo momento funziona. Proprio stamattina tra l'altro noi avevamo già allertato ovviamente anche gli uffici dell'Ater nella giornata di ieri conoscendo questa problematica, chissà poi appunto quanto durerà questa situazione di ripristino, perché ci diceva signora che effettivamente se manca sto pezzo della caldaia... Loro dicono sempre manca un pezzo della caldaia e la domanda è quale pezzo della caldaia manca? Quindi stiamo qui a capire quando sarà definitiva la riparazione. Siamo qua a pensare, siamo sicuri che tra un paio d'ore ci sarà il riscaldamento dell'acqua sanitaria? Punto di domanda, c'è certezza? No, certezza non ce n'è. Allora signora guardi, noi facciamo un nodo al fazzoletto, come si dice in questi casi, lei ci può ricontattare in qualsiasi momento se ci dovessero essere problemi, nel frattempo speriamo che questa benedetta caldaia venga riparata. Vabbè, promette che ci contatta per qualsiasi evenienza? Prometto. Va bene. Prometto, richiamo. Grazie signora Prego. Isabella, grazie per averci accolto in casa, questa è la segnalazione, dicevamo nodo al fazzoletto e magari vediamo di capire se in futuro il problema sarà completamente risolto. In attesa vi restituisco la linea. A voi. Grazie a Gianluca Paladin, grazie anche alla signora Isabella per averci aperto le porte di casa, una situazione insomma che dura da un po' di tempo, no? Abbiamo capito. Cosa ne pensa, consigliera? È una situazione veramente pesante, ecco, non voglio usare la parola grave perché magari per la parola grave si utilizza perché al peggio non c'è fine, per l'amor di Dio, ma è veramente pesante. E qui è proprio quello che noi abbiamo costruito in tanti anni di welfare sociale sta andando proprio sgretolandosi. L'Italia è quella che ha fatto la politica sulla casa forse tra le migliori nell'ultimo secolo, no? Abbiamo costruito con i finanziamenti pubblici. E la nostra regione aveva anche un fiore all'occhiello in questo, no? Probabilmente. Eccezionale. Si erano costruite le abitazioni, poi chi poteva magari anche acquisirla l'aveva acquisita, poi se ne sono costruite altre. La politica della casa è andata a remengo nel nostro paese, a remengo. Una situazione di questo tipo è veramente pesante e anche per chi la vive drammatica, perché non è possibile che noi lasciamo delle persone in questa circostanza anche fragili, anche disabili, in una situazione così non gestibile, al freddo e senza l'acqua sanitaria. Ma è questo una cosa proprio che non si può fare, cioè non esiste proprio. No. C'è anche da dire che molto probabilmente l'Ater si trova in questo momento in una situazione di gestire degli immobili, ma sempre causati da leggi fatte malissimo, in cui c'è stata la vendita degli immobili, degli appartamenti negli immobili Ater, e l'Ater si ritrova ad avere parcellizzata la propria proprietà. Faccio un esempio anche qua, lo faccio in maniera molto, molto semplice perché possa essere compreso da tutti. Il patrimonio pubblico possiede un certo patrimonio pubblico residenziale, possiede un determinato volume di fabbricati. Certo. A un certo punto la legge prevede che possono essere messi in vendita. C'è stata una legge in particolare, la 560 del 93, che uno dice Madonna, stai andando al tempo di Marco Cacco, che ha devastato il patrimonio dell'Ater. Cosa ha fatto? Ha sostanzialmente svenduto
questi immobili al prezzo del catasto. Sappiamo che il valore catastale non è il valore di mercato. Infatti, è molto Tanti più basso. l'hanno acquistato, approfittando ovviamente di questa normativa, ma l'Ater si è ritrovato comunque ad avere una buona parte ancora di unità immobiliari a carico suo, e una parte è parcellizzata. Parcellizzata vuol dire che è fatta di tanti altri proprietari. Ci si ritrova in una gestione di quell'immobile che è frammentata. È chiaro che se ho tutto l'immobile a carico dell'Ater, tutto mio, lo gestisco, vedo la caldaia. Invece con questa appunto cosiddetta parcellizzazione del patrimonio, l'Ater si ritrova spesso anche in affanno. Uno, magari non è questo il motivo, ma può anche darsi di no, però sicuramente la gestione del patrimonio residenziale in questo momento è complicata. Allora, anche qui è stata fatta una legge sbagliata, si è svenduto il patrimonio pubblico, ma perché svendere il patrimonio pubblico anziché metterlo in sicurezza, fare una bella gestione, risanarlo? Abbiamo una quantità di persone in lista d'attesa che ha necessità di andare nelle abitazioni costruite col denaro pubblico, costruite dal denaro dei cittadini. Questo va detto ed è importante perché si chiama il principio di sussidiarietà, che è a base della nostra Costituzione. Chi ha di più deve dare di più e chi ha di meno deve avere la possibilità comunque di avere un tenore di vita assolutamente dignitoso. Questa è la nostra Costituzione. Perché non la vogliamo applicare? È facilissima, è più facile applicarla che cambiarla. Che rivoluzionarla. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e alla consigliera Pellegrino. Buongiorno Livea. Finalmente uno che ha detto che gli alloggi Ater sono stati svenduti, è veramente vergognoso. Allora, adesso ho approfittato del signore che ha telefonato di Via dei Baiardi. Sì. E sono contenta che qualcun altro si interessi di Via dei Baiardi. Lei sta in Via dei Baiardi, giusto? Da quella parte perché penso che Tele4 ne ha le scatole piene di Via dei Baiardi con le mie telefonate. Allora, quel buco attendevo che qualcuno se ne accorgesse, perché un po' più in giù, andando in discesa, c'è anche uno della fognatura che è ceduto. Non è questo il problema è che ci sono dei lavori da circa un anno senza nessuna tabella, adesso l'hanno messa, per fare un garage e dentro c'è un scavatore, passano camion su e giù e non si sa bene quando finiscono o quando cominciano i lavori, perché è tutto lì, fanno quando ne hanno voglia. È crollato anche un muro divisorio tra una proprietà e l'altra, perciò i lavori sono fatti proprio così, e questo scavatore, questo camion che sta rovinando la Via dei Baiardi. La Via dei Baiardi, la signora Pellegrino non lo sa, però è un'erta molto 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 stretta, per cui anche rovinato delle macchine in parcheggio, hanno rovinato un angolo di una casa che è stato rifatto e questi signori fanno i loro comodi. Allora, non si può contattare, mi scusi signora Pellegrino, io sono anziana, ho 77 anni, però queste cose mi fanno arrabbiare. Non si può contattare gli uffici comunali perché non si può andare lì. C'era il Covid, ma il Covid è passato, devi avere lo SPID, devi avere un caos di cose. E lo smartphone io ce l'ho, pago anche l'abbonamento, ma uso il cellulare. Lo smartphone è chiuso perché mi rifiuto, fin tanto che non verrà per legge applicato per legge di avere lo smartphone, ci sono queste app dappertutto, bisogna avere i servizi pubblici, bisogna avere le app per avere il trasporto pubblico, qualsiasi cosa, adesso l'app anche per andare a fare la benzina. Sono stanca, gli anziani qui a Trieste ce ne sono tanti e sono stufi di queste app che non ne capiscono niente. Io potrei anche capire, ma perché ho lo smartphone di mio marito che è deceduto 3 anni fa,
però non lo uso, mi rifiuto di adoperarlo sin tanto che non sarà obbligo di legge avere lo smartphone. Capito, Grazie. Nivea. Grazie a lei, buona giornata. Ma su questo la signora con me sfonda una porta aperta, perché quando si dice tutto con un click, sì, tutto con facilissimo. un click, tutto facilissimo. Allora, il tutto con un click vuol dire che io devo avere comunque le indicazioni stradali per poterci arrivare, e prima mi devo essere anche fatta una patente e devo avere anche lo strumento, l'automobile per arrivarci. Darmi in mano soltanto il pezzettino di plastica e dire ecco, tienitelo, vai, app, speed, adesso non mi ricordo, e chat, eccetera. Allora, io che faccio parte di quella generazione di mezzo, sì, certo, mi sono attrezzata, mi sono istruita da sola, perché devi farlo da sola, ti danno appunto il mezzo senza la patente, senza la navigazione, ma vai, naviga, perché poi c'è questo utilizzo di queste terminologie. Ma una persona che ha, ma diciamo pure così, dai 70 anni in su, che ha vissuto buona parte della sua vita l'ha vissuta nel analogico, no? Nella migliore delle ipotesi nell'analogico, tu lo butti sul digitale e lo obblighi, perché i 2 anni e mezzo, 3 anni di Covid sono stati un mezzo per istruire buona parte della popolazione. Perché chi di noi conosceva la telefonata, la videochiamata, la conferenza da remoto? La parola remoto era passato remoto, una cosa che era ben indietro, ecco, altro che. E quindi ci siamo anche obbligati, per certi aspetti è stato anche una cosa positiva, ma per tanti altri, noi oggi, sì, la rivoluzione digitale, amor di Dio, ci può star bene, ma in questo momento noi ci troviamo sia in quella cartacea che in quella analogica che in quella digitale. Ma come si districa una persona normale in questa situazione? Io alle volte mi ritrovo a dire, ma preferisco prendere il mio corpicino, portarlo, torno indietro e sicuramente faccio prima. Il vero problema è che arrivo e trovo la porta chiusa. Perché? Perché ormai si è andati in quella direzione. E non si torna indietro, no? E purtroppo non si torna indietro. Allora, o facciamo veramente come istituzioni, devono fare un lavoro importante in questa direzione, perché devi dare la macchina, la patente e la segnaletica per le persone. No che, perché o lo fai con lo speed oppure ti butti dalla rupe tarpea e finisci. Ecco, e questa è la quotidianità di ognuno di noi. Per tante persone. E guardate, il concetto di nativi digitali è un bluff, perché comunque nessuno sostanzialmente è un nativo digitale, perché noi viviamo nel reale per fortuna e quello resta un mezzo di trasporto, Allora, siamo giunti alla fine di questa prima ora della nostra trasmissione. Io ringrazio Serena Pellegrino per essere stata con noi, la invito a tornare a trovarci presto perché non abbiamo fatto in tempo davvero ad esaurire i vari temi che sia che ci propongono i nostri telespettatori ma che anche avevamo così un po' abbozzato all'inizio. Magari una prossima puntata, perché sono davvero tanti. Grazie, buon lavoro in Consiglio regionale e torni presto a trovarci. Grazie all'ospitalità e a tutti i suoi spettatori. Allora, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e ci vediamo fra pochissimo. Avremo in studio il consigliere comunale della Lega Stefano Bernobic. A fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste, siamo in compagnia di Stefano Bernobic, consigliere comunale della Lega, ben arrivato, grazie di essere qui. Grazie Laura, buongiorno a tutti. Allora, reduce da un consiglio comunale, l'abbiamo letto sul giornale, che cosa è successo? Cosa avete combinato? Gli ho chiesto subito appena arrivato, insomma, è mancato nuovamente il numero legale. Ci terrei proprio a precisarlo, così anche la gente insomma sa. E non è che mancava il numero legale, è stato fatto mancare il numero legale da parte dell'opposizione che è uscita dall'aula. Diciamo che in questo periodo penso molte persone anche
telespettatori magari stanno poco bene, e abbiamo avuto nelle ultime ore, diciamo, 3 defezioni per problemi di salute, perché chiaramente sa, quella febbre, anche venire in consiglio non è proprio raccomandabile. E quindi chiaramente la maggioranza dovrebbe garantire questo numero legale, che è di 21 consiglieri. Eravamo in 20, ma eravamo pronti a trattare degli argomenti che erano prettamente dell'opposizione, per cui insomma io sono rimasto abbastanza basito quando li ho visti andare via, perché stavamo discutendo le loro proposte. E quindi il fatto di uscire dall'aula e di sospendere così la seduta, che dovremmo riprendere dal punto dove siamo arrivati, diciamo che insomma, a noi non ha fatto nessun, come dire, non ha provocato un danno. Un danno magari l'hanno provocato perché anche ogni consiglio comunale che viene convocato ha un costo, la struttura, i dipendenti, quello sì. Quindi sì, a me è un po' dispiaciuto, perché la prossima volta saremo in 21 a continuare da dove siamo arrivati ieri invece che in 20. Quindi un po' ci tenevo a spiegare questa cosa, che penso per problemi di salute i consigli vengono convocati la settimana prima. Purtroppo nel weekend e anche proprio qualche ora prima del consiglio ci sono state queste defiance. Ho letto dei commenti che la maggioranza si sta sfaldando. Vi hanno accusato di questo? Sì, ecco, ma sfaldando non è così. Qualcuno mancava effettivamente per motivi di salute. Chiaramente se ci fosse stata in votazione qualcosa, una delibera di maggioranza, sarebbe stato forse un problema, e di solito il giochino di uscire dall'aula avviene per quel motivo. Ma ieri si trattavano esclusivamente degli ordini del giorno che sono prettamente dell'opposizione. Quindi noi sì, ripeto, siamo rimasti un po' così, anche sorpresi il fatto che non abbiano voluto trattare cose che, come dire, avevano loro proposto. Chiarissimo. Sì, diciamo che nella maggioranza non c'è nessuna problematica di coesione politica, c'è qualche problematica di salute che spero anzi si riprendano i consiglieri. Presto, insomma, assolutamente. Allora, credo ci sia anche una telefonata in attesa già da prima. Buongiorno, è caduta la linea. Allora, ci scusiamo per magari l'attesa eccessiva, invitiamo il nostro telespettatore a richiamarci. Paolo Radivo ci scrive: l'assessore regionale Riccardi ha affermato che l'abbattimento di quasi 400 alberi a Catinara per il trasloco del Burlo, una decisione approvata già nel 14, non modificabile, pena responsabilità erariali, ma ha aggiunto che sono state individuate in maniera congiunta le modifiche da portare al progetto e che si dovrà costruire il Cube Hospital non previsto da nessun progetto o accordo di programma. Questo è il comunicato stampa che ha inviato. L'assessore ha le mani legate nel tutelare l'ambiente, ma non nel dare il via libera a ulteriori opere impattanti. Questo si chiede, insomma, il vertice del Comitato per la Pineta di Catinara. Paolo Radivo, sappiamo che è molto attento anche su quello che succede a Catinara in generale, anche ci tiene informati anche sugli accessi, sulla modifica di accessi e quant'altro. Anche nell'ultimo incontro che abbiamo fatto al Comitato di Altura, che ero presente, era presente perché Catinara e Altura in effetti sono, come dire, vicine, contigui, quindi anche il senso nell'ascoltare Paolo Radivo, che devo dire è una persona molto attenta, molto precisa. Si lamenta magari che non è a conoscenza dei progetti. Io questo gli ho detto, cioè, un pochettino difficile che essere a conoscenza della progettazione esecutiva di ogni cosa e di ogni attività, perché con tutti i lavori che sono presenti in questo momento a Trieste, se tutti i progetti sono pubblici, quindi uno credo che possa avere l'accesso, ma il fatto che siano disponibili magari online, credo che questa cosa non sia realizzabile. Allora, vedo pronto il nostro Gianluca Paladin, credo proprio da Via dei Baiardi, perché vedo un'erta piuttosto ripida alle sue spalle. Allora, Gianluca, a te nuovamente la linea. Buongiorno Laura, sì, siamo in Via dei Baiardi per raccogliere la segnalazione che ho sentito mentre
conducevi la trasmissione, quindi per favore aiutami anche tu, Laura. Siamo tra il civico 19 e il 21, ci spostiamo perché non avete idea di quanto sia incredibilmente trafficata questa piccola via. Allora, una buca nell'asfalto ci segnalavano tra il 19 e il 21, una grossa buca nell'asfalto grande quanto una carriola addirittura piena di materiali, ci diceva il signore che ha telefonato prima, una buca nell'asfalto tra questi due numeri, diciamo. L'hai trovata? È esattamente così. Allora, vediamo. Eccola qua, siamo di fianco alla macchina dove abbiamo parcheggiato, qui si entra comodamente a piedi all'interno di questa buca, effettivamente è profondina e le macchine, gli scooter che passano non possono fare altro che sobbalzare qua dentro, effettivamente può essere pericolosa, ha fatto bene il telespettatore a segnalarlo. Siamo proprio tra il civico 19 e 21, quindi appena abbiamo sentito la segnalazione l'abbiamo verificata immediatamente, quindi se la persona, mi pare un signore, ci sta ascoltando in questo momento, ecco, Tele4 subito pronta, abbiamo fatto la strada e siamo venuti qua, una via impervia sicuramente, dove in più punti la strada è letteralmente spaccata, lo diceva però anche la insomma signora è facilmente Nivea, no? percorribile. Che abita da quelle parti. Sì, sì, lei sa bene queste zone, le conosce come le sue tasche, più volte ci ha accompagnato anche lei per segnalazioni simili e quindi sì, effettivamente è una segnalazione giusta, la raccogliamo, so che c'è anche tra l'altro il consigliere Bernobic in trasmissione che ci sta ascoltando, quindi insomma una buca che effettivamente, la rifacciamo vedere, quando uno scooter o una bicicletta viene qua potrebbe essere pericoloso, più ovviamente magari per persone anziane, ma anche a piedi per chi ha difficoltà motorie, quindi insomma effettivamente potrebbe essere sistemata, saranno 10 centimetri di profondità e ricorda proprio la forma di una piccola carriola di fatto, come diceva il telespettatore, quindi sì, è una buca che potrebbe essere sistemata. Bene, non ci resta da fare altro che dire segnalazione raccolta, no? La prendiamo, sempre... Esatto, sempre al servizio del cittadino e adesso noi ci spostiamo. Qualcuno mi ha salutato, però non riesco a capire da dove provenga il ciao Gianluca. In TV, magari la persona che ha fatto la segnalazione, magari la persona che ha fatto la segnalazione offrirà il caffè, molto gentile, esatto. Fatti offrire il caffè, suggerisce. Magari è colui che ha. Sì, ha ragione dai, il consigliere, potrei farmi offrire un caffè. Va bene. Vi ringrazio e Gianluca. vi rimando allo studio. A voi. Perfetto, grazie. Bene, via dei Baiardi 21, vediamoci una così. Sì. Così vediamo in quanto tempo si riescono a sistemare queste buche che sono importantissime da segnalare. Sì, sono pericolose, no? Si creano anche perché uno dice ma come nasce una buca in mezzo, tutto il resto è perfetto e nasce una buca. Esatto. Diciamo che l'asfaltatura completa di una via è difficile perché ha un costo particolare, però il fatto di andare a rappezzare almeno una buca perché una bicicletta o il motorino possa evitare di cadere è importante segnalare e diamoci un attimino il tempo, vediamo in quanto tempo riusciamo a sistemarla, quanti giorni spero. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Dottoressa, buongiorno, sono Vladi. Vladi, buongiorno. Mi scuso perché ho un abbassamento di voce. Anche lei, insomma, non è l'unico. Vabbè, allora speriamo passi presto, Vladi. Mi sarebbe piaciuto molto interloquire con la signora di prima, con la consigliera regionale. Purtroppo il tempo è scaduto, ma nel suo ospite di adesso avrò orecchie molto più attente al problema. Ho sentito delle cose da farmi rizzare i capelli, già ne ho pochi. La signora ha detto che l'edilizia è andata letteralmente a remengo adesso. Si è scagliata contro la cessione degli appartamenti ai privati nelle case ATER. Quindi cosa avrebbe voluto? Avrebbe voluto che chi occupa una casa ATER pagasse i prezzi pieni, quelli di mercato, eccetera, anziché essere favoriti per un prezzo inferiore. Non ha detto una parola la signora sulla concessione del 110% fatto da Conte
che ha letteralmente devastato le casse dello Stato. Se quei soldi fossero stati dati alle varie ATER o ASLER o quello che succede in Italia, avremmo avuto un patrimonio immobiliare pubblico molto molto rivalutato, o con case nuove o tutto messo a posto. Invece i soldi sono stati dati, per mia conoscenza personale, a delle persone abbienti, molto abbienti, con molti soldi, con aziende, differentemente, diciamo non poveri e che non necessitavano di quel 110%, mentre altre persone un po' più timide, paurose che questa nuova legge fosse un po' un taglione, non si sono avventurati nel mettere il cappotto e quelle altre storie. Io conosco personalmente 3 persone che hanno usufruito in 3 case diverse a nome del figlio, della figlia, della cognata, di quel 110%, devastando letteralmente le casse statali, insomma, non è servito a... I soldi fossero stati dati all'ATER, dottoressa, avremmo avuto un patrimonio immobiliare rinnovato. Una piccola battuta, ha fatto bene il consigliere Bernobic adesso a stigmatizzare sulla buca parlando di bicicletta e di motorino. Grazie al cielo non ha parlato di monopattini, che sarebbero da togliere domani mattina in quanto rappresentano un pericolo sociale sia per chi li usa che un malaugurato pedone o un malaugurato automobilista che dovesse incontrarne uno per strada. Va bene, Vladi. Bene ha fatto la Lega, bene ha fatto Salvini a dire casco, targa e assicurazione. Così, senza colpo ferire, vedremo il parco monopattini crollare. Diminuire, insomma, sicuramente. Grazie, buongiorno. Va bene, grazie Vladi, buona giornata. Allora, condivide un po' l'analisi che ha fatto Vladi sul 110? Sì, nella maggior parte delle cose direi di sì. Allora, sul 110% sono quei contributi, a pioggia c'è stato questo credito d'imposta fatto, che per gran parte di immobili secondo me ha avuto un buon riscontro. Cioè, io faccio come esempio spesso Piazza Ponterosso da noi, adesso che tutti i palazzi hanno avuto questa riqualificazione delle facciate, o facciate 90% o 110%, che non so, a seconda della caratteristica, adesso la piazza si ripresenta veramente bella, bella da vedere. Anche la via Carducci, chi ha utilizzato questo contributo ha fatto in maniera tale che questi immobili adesso quasi risplendano, e quindi sono state fatte delle bellissime, belle cose anche per la città, chiaramente sia per il proprietario, ma anche la città ne usufruisce. Dopo che ci sia stato qualcuno che abbia utilizzato questo sistema per arricchirsi a sua volta, perché magari con anche lavori non fatti, perché adesso i controlli troveranno chi ha utilizzato in maniera fraudolenta. Dopo abbiamo tante ditte che sono nate grazie a questo 110% e non so i lavori come li ha realizzati. Questo un po' lo scopriremo negli anni, e io mi auguro che tutti quelli che hanno fatto appunto questi lavori abbiano avuto un risultato positivo. Però un po' mi preoccupano appunto questa nascita di ditte che alla fine operai erano chiunque in quel momento, quindi chiunque penso camminasse per strada l'hanno preso per fargli fare l'operaio edile. Per quanto riguarda i monopattini, sì, condivido, io sono un po' così in difficoltà parlando di monopattini, perché lo vedo un mezzo utilizzato in maniera molto così sportiva, nel senso che con una bicicletta è già un mezzo come dire, sportivo, utile, mentre il monopattino è anche più veloce, è più pericoloso e viene utilizzato sia magari nelle zone pedonali e sia pericolosità, in forse strada. È proprio il fatto della mancanza di chiarezza, no? Dove si Sì, può di chiarezza, ma poi uno non ha andrebbe neanche messo un po' l'obbligo di di conoscere neanche la cartellonistica, di non conoscere neanche il codice della strada, no? Mentre uno fa la patente anche per il motorino, in quel caso non è obbligato a sapere cosa dice un cartello. Non va bene, no? No, infatti, ma almeno adesso con le assicurazioni, perché è un monopattino che ti investe. Io ho visto
cos'era lo scorso anno, un investimento di una persona che usciva da Galleria Protti, sul marciapiede è arrivato sto monopattino e se l'è portata un po' a terra. Per fortuna nulla di grave, però ecco, vedi una cosa del genere, ti fai male e se non è assicurato, magari una persona che non ha nulla, e magari ti rischi di fare anche dell'ospedale e non avere nessun risarcimento. Quindi a parte sul marciapiede, lasciamo stare, non ci deve essere questo utilizzo del monopattino, però secondo me insomma anche l'assicurazione deve esserci per un mezzo che percorre le strade. Allora sentiamo la telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Mi scusi signora Buccarella, sono sempre io, Nivea. Dica, Nivea. Per una volta ho chiamato la seconda volta, ecco, il ticket, perché volevo parlare con Bernobic, anche con voi e con Paladin. Non è stato ripreso quel grosso cantiere che è vicino alla buca, Bernobic, perché lì c'è un enorme scavatore e ceduto anche un tombino della fognatura. Lì passano camion, c'è uno scavatore che dura da più di un anno i lavori, stanno facendo un garage, è stesso il patatrack perché è ceduto anche un muro tra una proprietà e l'altra, non in strada, e questo ha provocato quel buco e anche e anche il tombino della fognatura. Sono state rovinate anche delle macchine. No, io non so chi dia il permesso, visto che non c'è un divieto. Va bene, sono gli extra, però dura più di un anno quel lavoro e non vanno né avanti né indietro, adesso sono fermi, bloccavano anche la strada con dei camion. Ecco, il problema non è perché io devo pagare quel buco con le mie tasse quando è stato palesemente la strada rovinata dai lavori di quel futuro garage che non si sa quando verrà fatto. Capito. Ecco, tutto qua. Va bene, grazie. Grazie, hai fatto bene a sottolinearlo ancora. Grazie, e noi dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Bentornati in diretta a Sveglia Trieste. Allora, sempre in compagnia del consigliere Stefano Bernobic, che voleva anche così un po' rispondere anche alla signora Nivea, no? Non conosceva. Sì, perché non avevo avuto modo di ascoltare la prima segnalazione, penso avvenuta nell'ora precedente, quindi esatto. Laura mi ha un po' ragguagliato. No, allora un cantiere privato chiaramente ha delle autorizzazioni per poter fare delle attività, dei lavori. Sulla tempistica non lo so adesso quant'è una possibilità. Se procura dei danni alla strada pubblica o qualsiasi altra situazione pubblica, o si può fare intervenire la polizia locale per segnalare la cosa, perché la signora giustamente dice perché devo pagare io i danni che provoca un'altra persona, ed è correttissima la cosa. Quindi bisognerebbe fare evidenza a qualcuno che venga a vedere questi danni, si prende nota, si farà un verbale, non lo so, della situazione, per poi ripristinare, dopo da capire quando è meglio fare il ripristino, sia a fine lavori del privato o immediatamente se procura un danno o una pericolosità alla strada. Magari potrò andare a vedere magari di persona per capire anch'io di cosa si parla, quindi ringrazio la signora Nivea per la segnalazione. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Lei è il suo ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Volevo ritornare sul discorso del 110. Sì. Pochi hanno messo in evidenza un aspetto, che il 110 è stato fatto in un momento in cui la BCE dava libero sfogo a chi voleva spendere perché c'era stata prima l'epidemia, eccetera. Il problema è che è giusto che lo Stato emetta, cioè faccia doni ai cittadini delle risorse, perché è l'unico modo per far sì che ci sia più ricchezza in circolazione. Il problema è che questo è giusto, sarebbe stato giusto se l'Italia avesse ancora la lira, cioè fosse praticamente proprietaria della propria moneta.
mentre invece la realtà nostra è che non siamo proprietari della moneta e la dobbiamo prendere in prestito alla BCE. E quindi tutti questi discorsi del 110 è un grave errore. Cioè, questo dimostra che i politici che ci gestiscono sull'economia sono grandemente ignoranti e ancora non hanno capito che queste cose vanno viste in prospettiva, perché avere una moneta a debito è il nostro suicidio. Grazie e buongiorno. Grazie Gino, buona giornata. Questa è la sua analisi. Il debito è sempre una cosa non positiva in linea generale, infatti una cosa che un po' ci vantiamo del comune di Trieste è che abbiamo ridotto il debito del 50%, il debito che aveva il comune di Trieste nel 2016, ad oggi l'abbiamo ridotto del 50% in questi anni, perché anche noi crediamo che essere a debito è sempre una situazione non positiva, come un qualsiasi padre di famiglia cerca chiaramente di indebitarsi solamente se c'è la convenienza a farlo in base ai tassi di interesse. Infatti adesso i tassi sono aumentati e quest'anno abbiamo ridotto di 7 milioni di euro il debito, per evitare anche di pagare gli interessi che chiaramente sono cresciuti. Quindi si cerca anche di ragionare su queste cose come da una qualsiasi padre di famiglia, insomma questo è un po' il ragionamento che anche noi cerchiamo di fare, perché l'amministratore, il comune siamo tutti noi cerchiamo solo di amministrare al meglio. Alcuni piace come viene amministrato, altri meno, però noi cerchiamo di amministrare al meglio la nostra città, e dal punto di vista del conto economico, del bilancio, questo possiamo dire che è un bilancio veramente bello e positivo, quello della nostra città, che fa invidia a tante altre città. Anche con riferimento al debito, io mi riferivo appunto alla questione dei prestiti, di mutui, dei debiti che i comuni possono avere e, come è stato detto, non sempre è vantaggioso averli. Allora, leggo qualche mail di segnalazioni. C'era Carla che scriveva vorrei chiedere se, come io penso, che non sia molto strano che la sanità pubblica diventi privata, anche se pure con gli stessi dipendenti, dal momento che le casse pubbliche, forse per un salasso di guerra in corso, milioni di migranti, anche minori da assistere, eccetera, forse problemi di organizzazione da una politica all'altra, alla fine a me mi sembra del tutto normale, siamo appena all'inizio, anche se mi viene da piangere, dice Carla. Prestazioni e costi, a quanto mi risulta allo Stato molte prestazioni, sempre sanitarie come la TAC, costano molto meno se erogate dal fornitore privato rispetto al pubblico, e ciò spiegherebbe la tendenza a esternalizzare alcuni servizi. Se fosse davvero così non capisco l'avversione contro la concorrenza pubblico-privato, una questione di costi quindi, no? Dunque ancora sia un esercito di giovani medici di medicina generale, ci scrive ancora Carla, dice... Sarebbe un grande contributo alle casse della sanità pubblica a beneficio del cittadino, se partiamo dalla radice del problema, una massiccia assunzione di giovani medici di medicina generale. Sarebbe bello, ma proprio non ci sono, no? Questi giovani medici, sono pochi perlomeno. Offerto dal Comune, ci segnala Laura Palutan della circoscrizione settima, Presidente, un link per... molto utile ed efficiente, dice lei, di facile utilizzo per fare le segnalazioni. Magari lo potreste mettere in sovraimpressione. Vabbè, cercheremo di farlo, in realtà non è molto facile mettere un link, e anche comunque si tratta di comune.info, Comune Trieste segnala, insomma, per fare le segnalazioni. Allora, vignetta dei 3 mandati, e poi passiamo al collegamento con il nostro Gianluca Paladin. Marco Englaro ci manda questa vignetta e sta proponendo i 3 mandati. Non te sa quante volte li Gozzà mandati. Vabbè, è carina, dai, è spiritosa, sì. E tratta un tema d'attualità come sempre fa il nostro amico Marco Englaro. Allora, a te Gianluca, vedo che sei con un ospite, un esponente dell'opposizione in Consiglio Comunale, Paolo Altin.
Esatto, Laura, insieme a Paolo Altin, capogruppo di Punto Franco in Comune. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno Laura, buongiorno al consigliere Bernovic. Allora, un consiglio comunale ieri che è stato interrotto, una giornata ieri dove non erano previste le discussioni di mozioni ma solo punti all'ordine del giorno, c'erano anche delle commemorazioni e poi abbiamo anche letto i titoli sui giornali questa mattina, un consiglio comunale appunto interrotto e abbiamo già capito le prime battute leggendo in giornali di maggioranza e opposizione, però insomma Altin, era successo già recentemente, no? Che venisse interrotto un consiglio comunale e poi qualche polemica. Questa volta com'è andata? Che succede? Questa volta è andata come la volta scorsa durante il bilancio, in cui la maggioranza non è stata in grado, per la confusione con cui amministra non solo la città ma anche l'aula consigliare, di tenere in piedi la seduta con il numero legale. Le opposizioni c'erano, erano molto ben rappresentate, ma resesi conto che la maggioranza non riusciva ad avere i numeri, semplicemente l'hanno fatto notare. E il modo che abbiamo per denunciare queste mancanze è quella di abbandonare l'aula e far verificare il numero legale. Questo è lo strumento che abbiamo e non è un atto di irresponsabilità, al contrario è un atto che richiama alla responsabilità chi ha l'onere anche di governare la città e di assicurare che le sedute abbiano i requisiti per potersi svolgere. Quindi le accuse di responsabilità vanno rimandate al mittente, come rimando al mittente chi ha parlato di spreco di denaro pubblico. Lo spreco di denaro pubblico lo fa proprio la maggioranza, che convoca le sedute e non è in grado di tenere in piedi, perché qualcuno è in vacanza, perché qualcuno ha il doppio incarico o perché qualcuno dopo un'ora di seduta si assenta o perché il sindaco fa una comparsata e poi se ne va. Lo spreco di denaro pubblico, se proprio vogliamo parlarne, sono le progettazioni che buttiamo a mare, come quella per le stazioni della Cabinovia, come quella per l'Occhio di Massimiliano, come la progettazione per l'asilo di Vicolo dell'Edera che non verrà realizzato, per il quale abbiamo anche dovuto restituire dei finanziamenti PNRR. Quindi prima di parlare di spreco di denaro pubblico è il caso che la maggioranza guardi in casa propria. C'erano dei punti all'ordine del giorno che lei avrebbe voluto poter discutere? C'è dispiacere quando si abbandona l'aula, perché sicuramente la discussione ci avrebbe portato dei punti interessanti, ma davanti alla situazione che ci siamo trovati di fronte non possiamo fare finta di nulla e girarci dall'altra parte. Vogliamo far capire ai cittadini che questa maggioranza non ha i numeri per governare, non ha la capacità di governare. Lo vediamo sui dossier più critici, sulle questioni più calde, per citarne una, i concerti e lo stadio, ma lo vediamo anche nella semplice gestione dell'aula. Dove sono gli assessori, dov'è il sindaco quando serve che sia lì a gestire delle fasi critiche dei lavori d'aula? Quali sono i prossimi passi che farà l'opposizione per concludere mozioni o comunque punti interessanti e urgenti che volete portare all'attenzione o che volete continuare a tenere col livello di attenzione alto in questo momento? Gli ordini del giorno al bilancio e al documento di programmazione rimangono validi e quindi ritengo saranno trattati nella prossima seduta. Quindi aspettiamo che nella capigruppo di domani si concordi la nuova data della seduta, noi ci saremo presenti, ben volentieri affronteremo gli argomenti che i cittadini ci hanno sottoposto, ci auguriamo che la maggioranza abbia il numero legale. Consigliere Altin, grazie e buon lavoro. Grazie a voi, una buona giornata. Grazie Laura, dopo questa battuta con il consigliere capogruppo di Punto Franco Paolo Altin ti restituisco la linea, magari fra poco ci ricollegheremo con altri contributi. A voi studio. Grazie a Gianluca Paladin, noi dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, non so se riusciamo a sentire anche la telefonata poco prima. Pronto, buongiorno, c'è qualcuno in linea? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Oh, buongiorno Franco. Vedo sempre che fate queste uscite sì, con la controparte lì, o parte o controparte, ma era solo lui. Perché gli date sempre contro alla abbiamo in studio un rappresentante della maggioranza e poi sentiamo un altro consigliere. Ma è di sinistra questa... Ho capito più volte che è di sinistra questa televisione. Ma non credo, non mi sembra. Tutte le rogne che... Pronto?
Prego, Pronto? Franco, prego. Non mi parli sopra, per favore. Ma è possibile che Allora, ogni Franco, volta... grazie del suo intervento. Buona giornata anche a lei. Sì, Ci fermiamo insomma, per un po' di pubblicità. Diciamo sicuramente una redazione molto imparziale, per cui non possiamo dire Tra nulla l'altro su fra questo. poco andremo a sentire anche Marcello Medau, che sicuramente non è di sinistra, no? E anche l'esponente qui presente, insomma, assolutamente non lo è. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia di Stefano Bernovic, che ha ascoltato anche il consigliere Altin, insomma si è tornati sul tema del Consiglio Comunale di ieri sera, no? Sì, vabbè, insomma è un po' il gioco delle parti da quel punto di vista che io mi ripeto, avevamo 3 assenze per malattia invece di essere in 21, eravamo in 20, il numero legale è di 21, ma con l'opposizione presente eravamo altro che in 21, quindi potevamo discutere tutte le loro proposte senza nessun problema. Il fatto di voler far notare che avevamo 3 persone malate, non lo so, è un po', noi dispiace che non siano in forma e speriamo che per il prossimo Consiglio saranno presenti, però io credo che questa cosa, per avere un po' il titolo sul giornale, insomma sì, è un po' il ruolo, come ha detto, al modo l'opposizione per far notare delle cose, ma mi ripeto ancora, non c'era nessuna delibera da parte della maggioranza o degli assessori di maggioranza, si discutevano gli ordini del giorno al 90% dell'opposizione, noi eravamo disponibili pensando che poteva andare bene anche 20 come numero di consiglieri, e volevano effettivamente che fossimo in 21 per discutere le loro proposte. La prossima volta le discuteremo, cioè non è che ci hanno fatto uno sgarbo a noi. Purtroppo se questo periodo è un po' così difficile dal punto di vista della salute, che credo appunto tanti telespettatori avranno o un po' di febbre o un po' di influenza o quant'altro, quindi potranno capire che può capitare, insomma. Allora, Sonia ci scrive, mi chiedo, quella casa di via Orlandini dove siamo stati prima, una signora in una casa Ater senza riscaldamento, dice è stata rimodernata da pochi anni, perché non hanno fatto le caldaie autonome? Non lo sappiamo, insomma non dappertutto vengono fatti questi così interventi, no? Certo. Strutturali. Buongiorno, aumenta tutto, ci scrive Alberto, annunci di aumenti imminenti, una domanda posso farla, la famiglia può essere considerata come impresa familiare? Si potrebbe scaricare IVA, accise, diverse cose, se dalle bollette estrapoliamo oneri e accise paghiamo solo il consumo e così a cosa si va incontro? Chiede Alberto, che insomma si fa una domanda. Un bel intervento. Sì. Siamo sicuri che tutti quelli che occupano le case Ater ne hanno diritto, scrive ancora invece Patrizia. Negli ultimi anni vedo che moltissime case Ater vengono date a persone non italiane mentre noi abbiamo pagato la GESCAL, scrive Patrizia. Ma in realtà c'è un po' un'inversione di tendenza, no? Non è che siano favoriti, anzi in questo periodo le persone... Ma diciamo che la giunta regionale aveva messo dei paletti ancora molto più stringenti per quanto riguardava gli anni di presenza, però so che il Consiglio di Stato purtroppo da Roma hanno un po' rigettato il fatto di mettere un paletto a 5 anni, mi sembra, adesso non voglio sbagliare perché non ho seguito bene la cosa, però so che si voleva allungare gli anni di presenza per poter aver diritto alle case, come secondo me è corretto, perché giustamente uno deve essere qui da un bel po' di tempo per poter avere una casa popolare, e quindi purtroppo non tutti sono d'accordo con noi. Allora, 2 interventi sulle app di cui si parlava prima, questa schiavitù, no, delle app. Ha ragione la signora, le app hanno stufato, assunzioni, uffici anche sul lavoro, over 60 siamo stufi, buon lavoro. Questo era Roberto. Invece Marina dice io uso smartphone eccetera, ma ricordo che le app intasano pesantemente le memorie del telefono. Se un'altra persona usa la mia auto e deve restituirmi la benzina, deve avere la mia app, la tessera sta in auto e vale per tutta la famiglia quando usano quell'auto. Grazie se fate presente pubblicamente questi aspetti. Insomma, ci sono i pro e contro, no? La comodità da un lato, però insomma anche qualche contro. Sì, un po' ho sentito prima questa sì, polemica che ero
nello studio dietro. Ma secondo me un po' bisogna andare avanti, bisogna anche utilizzare la tecnologia, non deve essere l'obbligatorietà, questo secondo me no. Un esempio è anche il centro civico che abbiamo voluto ad aprire a Valmaura negli ultimi anni, proprio perché crediamo che ancora c'è la necessità di uno sportello, di una presenza fisica per qualcuno che giustamente non può fare o non ha modo di fare, anche perché i certificati si possono fare da casa, alcuni certificati li possiamo fare tranquillamente dal PC di casa. Non tutti lo possono fare, però quindi devono rivolgersi agli uffici. Però il fatto di poterlo fare, di poter fare un bonifico dal telefonino, il fatto di poter pagare una qualsiasi cosa, un po' agevola sia coloro che devono recarsi alla posta, così c'è meno fila, perché in teoria così c'è meno fila, e poi chi ha la possibilità e ha il piacere di utilizzare il telefonino, sicuramente la cosa è molto più agevole. Il futuro sarà questo, spero che non sarà comunque obbligatorio, perché penso che per qualsiasi cosa avere qualcuno con cui interloquire è importante, in qualsiasi caso, anche per fare una polizza assicurativa. Adesso trovi l'intelligenza artificiale che ti fa le domande e tu speri di parlare con l'operatore. Anche per qualsiasi problema ti trovi questo centralino che ti manda e ti rimanda avanti, e tu cerchi fino a quando riesci a parlare con qualcuno, perché io so benissimo che parlare con una persona è la cosa più importante, piuttosto che avere queste risposte automatiche. È vero, però su alcune cose, secondo me, dobbiamo approfittare della possibilità di essere un po' più veloci, un po' più tecnologici, e che ci permetta di evitare di dover uscire per forza e andare a fare una fila, piuttosto che... C'è sempre la giusta misura, magari, no? Ma magari appunto negli anni anche mia madre, che non usa il telefonino, sicuramente ancora va in posta, fa la fila e quant'altro, però magari tra 50 anni chi andrà in posta sarà la metà. Assolutamente. Allora, complimenti, ci scrive Carla: sto guardando la trasmissione, nel vostro intervento direi ormai nei tempi del pronto soccorso per la buca. Va bene, ringraziamo Carla. Allora, c'è una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sì, buongiorno. Pronto, Nicola, buongiorno. Nicola, allora, buongiorno. Una segnalazione, se Stefano arriva a fare qualcosa. Allora, praticamente in costiera, vi ricordate che andando verso Fora era quell'asfaltatura fatta malissimo, tutto un tremor che era tipo 1000 dossi piccoli, e che dopo la giunta ha asfaltato. Il problema è uguale, identico al ritorno all'altezza dell'Hotel Europa, là di Grignan, praticamente se parti da là dell'Hotel Europa fin là della galleria, è identico. Tutta la parte destra, e questo lo dice amici del sistema del motoclub, che come ti passi con scooter, con le moto è tutto che trema, pericolosissimo, perché ti schivi i busi, questi dossi che sono pazzeschi, e arriva fin là della galleria, della prima galleria praticamente, se può fare qualcosa. Capito, grazie della segnalazione. Allora, è possibile... prendiamo nota della segnalazione, però come dico sempre bisogna anche individuare le competenze. Chiaro. Quindi in questo caso io credo che sia o Strade FVG o ANAS, perché la costiera non è comunale, perché appunto Hotel Europa siamo anche addirittura in un altro comune, quindi vabbè, però non è che non prendiamo nota delle segnalazioni, però dopo bisogna individuare le varie competenze a seconda di chi è, come parlavamo prima di strade private ad esempio, se sono strade di un altro ente, dopo bisogna un po' indirizzare le segnalazioni, ma vedremo un attimino di interessare l'ente preposto. Allora, ci scrive Fabio: è capitata a me questa disavventura assieme ai condomini di via Pirano, chiusura gas generale per presunta perdita dai vigili del fuoco, intervento dopo 15 giorni di Acegas con richieste di omologazione a normative vigenti, cambio contatori con sorpresa di tutti, verifica dei tubi di vetrificazione, tubi del gas con l'audio 1.200 euro a testa, e siamo 80 famiglie.
famiglie. Stessa ditta di via Dandole, chissà quanti altri amministratori con questo giochetto. Dice, insomma, preferisco rimanere anonimo, insomma ci segnala questo salasso a cui è andato incontro il signore. Poi ancora invece c'è un altro signore che si chiama Fabio e dice: buondì, a proposito di buche, via Baiamonti, angolo via Svevo, là del benzinaio, per capirci, avevano fatto uno scavo tempo fa, hanno rattoppato con bitume rosa che si è sfaldato e dopo le prime piogge hanno fatto un altro rattoppo, ma il risultato è lo stesso. Si trova in piena curva e per le 2 ruote è molto pericoloso. Quindi grazie della segnalazione Fabio, vediamo di ben presente l'asfalto rosa, perché era uno scavo per fibra, che anche lì ci troviamo tante volte con problematiche di questi scavi che o fanno delle canalette che rendono la strada ancora più pericolosa perché non c'è un'asfaltatura precisa, oppure qui io avevo già visto non un'ordinanza ma un invito alla società di ripristinare la pavimentazione, perché l'avevamo proprio segnalato, ma ho visto che non è stato ancora eseguito. Magari vedrò di richiedere un nuovo intervento, che in questo caso la ditta, che ripeto non so se è Fastweb, Vodafone o chi peraltro, devono provvedere loro a rimettere in sesto la pavimentazione. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno. Senta, un'idea, non so, siccome avevate detto un giorno che praticamente Miramare aveva acquistato l'ex agraria Sgaravatti, no? Là delle gallerie di Grignano. Sì. Non potrebbero fare là i parcheggi per i pullman dei turistici, invece di farli là del bivio? Ho capito. Anche quindi hanno accesso diretto al castello di Miramare. Si riferisce al problema che viene evidenziato anche oggi sul giornale, chiarissimo. Sarebbe una bella idea. Va bene. Chiaro, grazie della segnalazione. Buongiorno. Non so se è fattibile la cosa. Buongiorno, buona giornata. Sì, non so la progettazione, nel senso che è stato acquisito da parte del Ministero, cioè quindi del castello, ma non so per quale finalità. Credo che abbiano già un'idea, non so quale sia, che non so se magari poteva essere anche questa, però magari andremo un attimino a capire, perché la problematica dei pullman, dei parcheggi a Miramare sicuramente è importante. Poi adesso con la mareggiata che ha ridotto la corsia, e presto arriva la bella stagione, quindi ancora più turisti, che è un bene, no? Sicuramente la situazione sarà un po' difficoltosa, ma indagherò sulla progettazione che vorranno fare in quel luogo che ha detto la signora, dove c'era il vivaio. Il vivaio. Allora, buongiorno, ancora buche. La strada di via Irrera, soprattutto dopo la rotatoria, dove ci sono officine, ditte, il termovalorizzatore, più che buche ha dei crateri, causa la trascuratezza di quella strada e dei mezzi pesanti che vi transitano. Quando piove creano laghetti, non pozzanghere, andate a vedere, ci scrive Walter. Grazie anche di questa segnalazione. Invece c'è anche il comunicato del 40° anniversario di Stefano Furlan. In occasione del 40° anniversario della scomparsa di Stefano Furlan, il tifoso della Triestina, colpito violentemente alla testa da un poliziotto nel dopogara di Coppa Italia Triestina Udinese l'8 febbraio dell'84, la curva della Triestina con grande emozione annuncia l'allestimento della mostra Col tuo nome addosso, una retrospettiva straordinaria dedicata a questo tifoso tragicamente scomparso. Questa sembra Sala Luttazzi. Ecco, mi sembra alla Sala Luttazzi. Dal 7 febbraio alle 17, Sala Sbisà del Magazzino 26, comunque sempre Magazzino 26. Giustamente diamo l'indicazione giusta, però ecco, il Comune ha voluto comunque... E sarà aperta al pubblico gratuitamente dall'8 febbraio al 1° aprile del 2024, quindi è una bella iniziativa che seguiremo per ricordare sicuramente Stefano Furlan, quindi oltre al murales che insomma con piacere in via Valmaura tutti, è stato realizzato, è molto bello, e anche questa mostra, ringrazio chi si è anche adoperato per realizzarla. Il Comune ci ha messo gli spazi, però insomma anche chi ha voluto realizzarla, insomma, i complimenti.
Davvero. Quando verrà messa a posto Piazza Volontari Giuliani, ci chiede invece Corrado, i lavori sono fermi, il verde fa letteralmente schifo, distrutto il muro, gli asfalti tutti rattoppati dai precedenti lavori, vasi rotti abbandonati con erbacce e noi paghiamo. È arrabbiato signor Corrado, insomma, per questo luogo di Piazza Volontari Giuliani. Non ho contezza da dire su questo intervento, magari appunto andremo a vedere, non lo so, i lavori che vengono fatti, realizzati, non ho letto di lavori importanti, non so se sono dei lavori, infatti forse di scavo, dopo uno scavo magari non so se di un altro, come dire, per tubature o altro, ma capiremo, perché non ho contezza di lavori proprio fatti dal comune in Piazza Volontari Giuliani. Andiamo a verificare. Chiedo al vostro ospite, ci scrive Giacoma, scusate, se è corretto che ad oggi le persone che hanno usufruito del 110% devono pagare la plusvalenza in caso di vendita del loro appartamento prima dei 5 anni dell'intervento, partendo dal valore d'acquisto. Ci rendiamo conto che se così non c'è stata alcuna miglioria, ma solo lavori fatti male e strapagati? Non riesco a cogliere questo. Non so, una plusvalenza, adesso non so come viene data la plusvalenza, se sul valore dell'immobile vengono aggiunti lavori straordinari, ma non so, non ho capito bene questa situazione, magari vedrò di sentire qualche amico amministratore di condominio che magari mi potrà spiegare se effettivamente c'è questa situazione. Allora Monica invece torna sul problema dei consultori, ma non solo, dice agli asili nido ti devi iscrivere un anno prima, quando ancora non sai se sei incinta o no, e comunque non trovi posto né nei comunali né nei privati. È quello un grosso problema, no? Comune a tante mamme, a tante famiglie. I consultori chiudono, sono distanti, difficili da raggiungere, e poi si chiedono perché non si fanno figli. È amareggiata insomma la signora. Ma sugli asili nido chiaramente ce ne sono a Trieste, non solo in numero sufficiente, adesso in progettazione ne abbiamo altri 2 come nuove aperture, quindi c'è quella via San Giovanni, c'è quello che ci sarà a Roiano, quindi la volontà è quello di aprire, di poter dare ulteriori servizi. Chiaramente è sempre un po' difficile riuscire a coprire la totalità delle richieste. Questo secondo me non potrà forse mai avvenire, però si cerca di aumentare l'offerta proprio per fare in modo, sia con l'offerta ma anche grazie alla Regione, ad esempio, che anche dà dei contributi per quanto riguarda i costi sia degli asili nido, sia della nascita dei bambini, proprio per cercare di incentivare queste nascite che sono sicuramente importanti per la nostra città. Anche Servola non scherza, ci scrive Patrizia, buche in via Marco Praga, farla in motorino non è il top, e davanti ai bidoni delle immondizie nello slargo di via Vigneti, Civico 95. Ci sono tante persone anziane che rischiano di cadere, già segnalate inutilmente purtroppo. Buona giornata Patrizia. Slargo via Vigneti c'è uno ex cavo Telecom, questo l'ho già segnalato anch'io, e proprio ieri che sono passato, perché sono finiti i lavori a Servola con la deviazione della linea 8, sono passato a vedere, insomma, per la mia curiosità solita, e ho rivisto questo intervento che sicuramente sarebbe da ripristinare, e mi riprometto oggi di richiederlo. Per quanto riguarda via Marco Praga, ci sono degli avvallamenti su questa via Cubetti, che sì, sicuramente un prossimo intervento lì dovrebbe venire fatto. Allora c'è anche la mail di una richiesta in qualche modo di ascolto, di aiuto, scrive Cri, buongiorno Laura, volevo fare presente che soffro di depressione, che purtroppo mi succedono delle ricadute che mi fanno stare male, mi chiedo cosa ho fatto di male per avere ciò, non voglio fare assolutamente la vittima, ma è una cosa dura e difficile da convivere, condivido con lei questa mail, grazie e buona giornata a lei e ai telespettatori. Allora intanto un abbraccio lo inviamo sicuramente a questa telespettatrice. Bisogna cercare di trovare, insomma, di stare assieme ad altre persone, perché secondo me
Sì. Anche il fatto di confrontarsi, di sfogarsi è importante, non di chiudersi. E il fatto di scrivere questa mail forse è anche un primo passaggio. Sì, no? la volontà Positivo, insomma è importante di che incontrare ci sia. qualcuno. Io faccio solo una piccola riflessione, veramente 10 secondi, no? Perché vedo spesso si guarda sempre molto lontano magari delle problematiche in tanti posti, in tanti paesi, anche in continenti lontani. Però molto spesso il vicino di casa è quello che magari non consideriamo, però è quello che ha dei problemi. Certo, vediamo anche delle morti di persone che dopo sono mesi che rimangono in casa da sole, cioè morte perché nessuno se n'è accorto. Ecco, a me fa un po' specie questo, no? Che magari dal pianerottolo di casa all'edificio, alla via, al rione, dovremmo essere più vicini. Dopo anche, giustamente, bisogna pensare agli altri, però sì, io comincerei con i nostri più vicini, prima di tutto la famiglia, ma dopo, ecco, anche col vicino di casa, insomma. Poi suggerirei magari alla signora anche di cercare un aiuto, un aiuto anche... Sì, non è facile modo. perché con questa problematica, semplice, se non la si vive, sicuramente è difficile da commentare, però magari un hobby, un'associazione, riuscire a andare in mezzo a qualcun altro, magari anche, non so, guarda, abbiamo creato, grazie anche a Ernesto, su internet una pagina Passeggiare a Trieste. Faccio anche questa, ecco, che non c'entra nulla con la politica. Passeggiare a Trieste adesso ha raggiunto i 29.000 iscritti. E lì ci sono persone che si sono conosciute, perché i protagonisti sono gli iscritti, e si danno appuntamento per fare, non so, le passeggiate, ma tra loro. E si sono conosciuti tanti, sono nati vari gruppetti proprio con questo interesse comune. Quindi se magari questa persona magari può piacere le passeggiate, magari si iscrive e veda di uscire, magari fa bene uscire assieme, magari conosce delle persone. Può essere utile, no? Per non isolarsi e per non aggravare quello che sembra un problema insormontabile se si è da soli ad affrontarlo. Sì, no? magari insieme ad altri forse è più facile poterlo affrontare. Assolutamente. Allora grazie ancora un abbraccio appunto alle nostre telespettatrici e a tutti voi che ci avete seguito. Grazie a Stefano Bernobic, torni presto a trovarci. Grazie, volentieri, grazie per l'invito. Anche sui lavori del Buona Consiglio. Giornata a tutti, cominciamo con Via dei Baiardi 21. Cominciamo con Via dei Baiardi 19-21, benissimo, grazie anche a tutti voi che ci avete seguito e buon proseguimento di giornata a tutti voi.